anche questa mattina, prima di presentare gli aggraditi ospiti, leggiamo questa paginetta di questo libro molto toccante, molto attuale, di queste mamme che perdono continuamente i loro figli in guerra, perciò io penso sia una storia di un'attualità unica, perché ancora le guerre ce ne sono tantissime e non finiscono mai. E i morti ci sono e sono i loro figli, purtroppo. Eravamo arrivati appunto da questi genitori poveri, vecchi, volendomi far coraggio, arrivarono a dirmi che mi potevo anche considerare una mamma fortunata, perché con 6 figli in guerra la sorte avrebbe potuto anche riservarmi dispiaceri più grandi. Sentivo che mi davano fastidio e dovettero tornare a casa loro Bologna. E questo è un peccato che ho nell'anima, come pure un altro peccato che ho commesso è quello che, sentendo suonare un giorno le campane a morto, chiesi per chi suonassero. E quando mi dissero che era morto quel milite cattivo che voleva portar via mio figlio, io risposi spontaneamente: questo mi fa tanto piacere e se merito un castigo il Signore mi castighi. Intanto il tempo passò e per far contenti i miei andai in montagna, ma anche là non stavo bene, niente mi tranquillizzava, sebbene fossi in compagnia di una buona paesana. Ogni tanto tornavo a casa e i miei di nuovo mi riaccompagnavano via. Passò un anno e finalmente ritornò Guerino, il figlio fatto prigioniero in Croazia. Venne a trovarmi lassù, sui monti, e anche quello fu un rinnovo del mio dolore, ma nello stesso tempo anche una consolazione vederlo tornare sano e salvo. Stetti in montagna con me per 15 giorni. Mentre mi teneva compagnia si parlava di tante cose. Fu allora che mi venne un'idea. Curami per bene, come diceva il dottore, potevi ristabilire e riacquistare la salute per poi un giorno affrontare il viaggio e recarmi su quella tomba lontana e portarvi un fiore. E così feci. Allora io saluto e ringrazio veramente Maurizio Scalabrin, giornalista, presidente provinciale di Italia Viva Vicenza. Grazie Scalabrin di essere qui. Io ogni mattina leggo una paginetta di questo libro, Il viaggio di mamma Teresa, pensando a tutte le mamme. Buongiorno Scalabrin, buongiorno. A tutte le mamme che anche in questo momento stanno cercando i loro figli, è una cosa veramente pazzesca. Però io vorrei parlare anche di questo referendum. Cosa mi dice Scalabrin? Allora, qualcuno dice è stata la Costituzione, qualcun altro dice Trump, qualcun altro dice i cittadini si sono svegliati inaspettatamente, nessuno pensava a un numero così tante. Quello che si sa è solo che Dio sa veramente la verità, cosa è successo per questa affluenza. Prego Scalabrin. Beh, intanto c'è un dato assolutamente interessante e in controtendenza e positivo, perché la percentuale delle persone che sono andate alle urne è significativa. Se poi la confrontiamo con le ultime elezioni anche regionali è un bel segnale comunque di democrazia. Perché come diceva quella canzone, democrazia e partecipazione. Detto questo, è un po' tutte le cose che ha detto lei. Ci sono persone che si sono improvvisamente svegliate perché hanno creduto di dover difendere la Costituzione, che piace evidentemente alla maggioranza dei cittadini. Ci sono persone che si sono svegliate e sono andate a votare probabilmente per dare un segnale al governo. Ci sono persone che sono rimaste nel merito della riforma e hanno considerato la riforma una scatola vuota o comunque non adeguata alle necessità. C'è un po' tutte di queste cose. Il dato di fatto è che è evidente che ai cittadini italiani toccare la Costituzione significa svegliare degli istinti di autodifesa, tant'è che nel 2006, nel 2016 e adesso nel 2026 ogni volta che è stata fatta una proposta di modifica costituzionale significativa, questa è stata bocciata dai cittadini. Molto chiaro Scalabrin. Andiamo a vedere anche cosa ha detto il sindaco di Vicenza sul referendum. Andiamo a sentire. Il
Primo dato molto significativo è quello dell'affluenza, che in Cintea è ancora più alta rispetto alla media nazionale, segno che i cittadini, quando vengono coinvolti su temi importanti, votano e votano convintamente e votano in massa. Un segno anche di fiducia, devo dire, in un tempo in cui l'affluenza è sempre più bassa. D'altronde avevamo visto le assemblee pubbliche, gli eventi delle campagne del sì e del no in questi mesi, avevamo visto sale piene di cittadini che volevano partecipare. L'altro grande insegnamento di questo referendum è che quasi mai le riforme costituzionali fatte a colpi di maggioranza funzionano. Penso al referendum del 2016, quello che toccò la riforma portata avanti dall'allora premier Matteo Renzi, penso ovviamente al referendum di questi giorni. I cittadini non accettano, non vogliono che ci siano riforme forzate sulla Costituzione, perché la Costituzione, per fortuna, è ancora un baluardo, è ancora un punto di riferimento nella vita democratica del nostro Paese. Abbiamo sentito il sindaco di Vicenza Possamai, le riflessioni che ha fatto a caldo. Scalabrini, qualcuno dice anche i giovani hanno dato il loro contributo. Lei è d'accordo? Sembra che i dati che ho letto questa mattina e ho sentito un po' sommariamente ieri sera dicano proprio quello che sta dicendo lei. I giovani sono andati a votare più di quanto non abbiano fatto nelle imminenti passate tornate elettive, e questo significa che significa due cose. Da un lato che se i giovani sono sollecitati su questioni che sentono, partecipano. E il secondo è un dato abbastanza triste, e cioè che la politica, nei modi con cui è fatta, negli argomenti che vengono proposti, la politica non è capace di attrarre l'attenzione dei ragazzi, dei giovani, e quindi questi non si sentono coinvolti e non vanno a votare. Molto chiaro. Allora, prima di andare dal nostro graditissimo ospite, che è il dottor Alessandro Gava, coordinatore regionale veneto della LIT, sentiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Purtroppo i giovani, sarà svegliare Mirella, sto governo per i giovani non ha fatto niente, né per i giovani né per i poveri. Ai pensionati era €1 al mese in più delle sue pensioni. Al Parlamento ne 30-40 che tutti indagati, condannati e ancora. I giovani si svegliano. Dove va a finire questo mondo? Questa nostra Italia, se va avanti così. I giovani si svegliano, vede dove vede il male. Cosa che ha fatto questo governo per i giovani? Cosa che ha fatto questo governo per gli ammalati? Cosa che ha fatto questo governo per il povera gente? Io adesso che sono in carrozzeria che vado, insomma, c'è una bruttura per gli ospedali, a un biliardo, a farti vedere, ma cosa? Ma dove siamo arrivati? Sono libero, sono sempre stato libero, e della politica non mi sono mai interessato, va bene? Ma vedo cosa che fanno, torniamo in Dio, una volta era tutti dei buoni cristiani, adesso c'è tutti di destra, anche in campagna, il mondo è brutto, Mirella, siamo Dio, tornare in Dio di 80 anni, non ci ricordiamo più che siamo gli americani nella liberà. Liberà da chi? Dai nazi fascisti, o no? Da cosa ne libera? E ora i giovani, vede, e costata con quel suo man, col suo interesse, con i suoi bisogni, quelli bisogna risolvere, i problemi da risolvere, non c'è quello della giustizia, perché dici cittadino onesto, non mi interessa perché non mi interessa che fa, ma un giovane bisogna dare un posto di lavoro, la cultura, che possa farsi una famiglia e a casa, e cosa fai? Che basta fare? Al bosco dello sport, che se tutto c'è il cemento, dopo i faroghe anche a Venezia, cosa che c'è? Gli ha rovinata, delle plateati chi dappertutto, va bene? Dappertutto dove che era magazzini che ha fatto risonanti. Gli dà le cavane per i gondole, per le cose, rialto, a San Marco, tutto cavane per i gondolieri. Ma dove una volta era un fiore Venezia, adesso mica sono veneziano, dove ti va a Venezia? Più di foreste non c'è. C'è giusto, serve in caffè, c'è soldi, cultura, e a Biennale,
l'istituto più grande di cultura al mondo, è il primo. Io che ho fatto a Venezia 90 anni fa, 80, ancora lei si trova da dire. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie. Abbiamo fatto a caldo le riflessioni anche con un cittadino, il nostro Rinaldo da Venezia. Io adesso passerò a salutare il dottor Alessandro Gava e capire l'importanza invece della prevenzione sulla salute pubblica. La sanità è quello che a noi interessa, essere curati bene. Abbiamo degli strumenti veramente di ultima generazione che sono incredibili, compresa l'intelligenza artificiale. Come vede la situazione anche in fatto di prevenzione di tumori? Dottor Gava, grazie di essere qui. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti i telespettatori. Io volevo parlare soprattutto di prevenzione perché questa è la settimana nazionale della prevenzione oncologica che noi abbiamo presentato alla giunta, all'assessore regionale alla sanità, professor Gerosa, giovedì in regione, perché vogliamo dare un segnale assieme alla sanità pubblica di quanto importante sia la prevenzione. Noi, Mirella, abbiamo una popolazione che sta invecchiando rapidamente. Figuriamoci che nel 2004, quindi solo 20 anni fa, noi avevamo 135 persone sopra i 65 anni per ogni 100 giovani. Adesso ne abbiamo 207 sopra i 65 anni ogni 100 giovani. Si stima che nel 2050, che sembra una data così lontana ma sono solo 24 anni, ci saranno 3 ultra 65 anni per ogni giovane. Quindi è un sistema che farà fatica a reggere sia dal punto di vista delle prestazioni sanitarie che del welfare. È necessario quindi puntare su un invecchiamento che sia in salute e quindi la prevenzione è un'arma potente perché è un'arma che ognuno di noi ha in mano, che può utilizzare, e quindi adottare stili di vita sani ci permetterà di invecchiare più a lungo ma anche di invecchiare in salute. Perché? Perché ora lo Stato, noi tutti quindi spendiamo quasi 30 miliardi di soldi pubblici per i farmaci, 27 miliardi ogni anno, e è evidente che il consumo di farmaci è soprattutto una prerogativa delle persone anziane. Si figuri che sopra i 70 anni ogni persona utilizza almeno 3 farmaci quotidianamente, per non parlare sopra gli 80 anni. Quindi è fondamentale che ci sia un invecchiamento in salute e la prevenzione è uno strumento utile sia per ridurre l'incidenza dei tumori ma anche l'incidenza delle malattie cardiovascolari, che rappresentano i 2 grossi capitoli per cui le persone si ammalano, soprattutto dopo i 60 anni, e per cui consumano il maggior numero di farmaci. E quindi noi abbiamo presentato questa settimana nazionale della prevenzione che ogni anno la LILT celebra la prima settimana di primavera, proprio per ricordare a ognuno che possiamo fare qualcosa individualmente con delle scelte salutari, che sono scelte nel campo dell'alimentazione, la scelta di non fumare, la scelta di consumare con moderazione gli alcolici, la scelta di fare un'attività fisica costante. Questi sono davvero dei comandamenti che sono estremamente utili per assicurare una vecchiaia di successo, come dicono gli americani, ma per noi basterebbe dire una vecchiaia in salute, con meno malattie, con più efficienza fisica, senza gravare né sui familiari, dal momento che abbiamo anche delle famiglie sempre più corte, e sul servizio pubblico, perché se noi consumiamo e continuiamo a consumare sempre più farmaci, la spesa pubblica andrà tutta per i farmaci, ne resterà meno per il welfare, per gli ospedali e per le cure degli acuti. Ecco, la ringrazio perché questa è prevenzione, la facciamo tutte le mattine, io spero almeno con i miei illustri ospiti, perciò capite l'importanza delle parole del dottor Alessandro Gava. Abbiamo Maurizio da Conselve, ciao caro Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, per quanto riguarda il referendum, allora io ho capito una cosa, tutti quelli che hanno votato no, fatalità, si sono svegliati stranamente, si sono svegliati da un lungo letargo perché sono stati toccati nel punto debole. Cioè, cosa voglio dire? Che tutti quelli che hanno votato no hanno il santo in paradiso nella magistratura. Questa è la chiave di lettura, perché non è possibile, ok? Ecco, comunque
I giovani hanno votato anche loro, hanno votato perché non sapendo di cosa andavano a votare, perché naturalmente sono contro il governo della Meloni, ok? E allora sono andati a votare, ok? Perché ci sono delle chiavi di lettura qua che vengono lette non proprio tanto bene. Allora, siccome che la sinistra, ok, per fare punti, per guadagnare chissà che cosa, allora hanno messo tutte queste persone contro il governo, quando in realtà il referendum era per cambiare la giustizia. Cioè, giustamente, se si può cambiare, se si può trovare qualcosa per fare andare la giustizia, allora invece purtroppo che cosa hanno fatto? È tutto fermo. Adesso quelle persone là, quando non si possono lamentare, perché se avranno un problema in magistratura, perché c'è un problema che hanno loro di qualsiasi cosa e non funziona, devono farsi un mea culpa. Comunque questo è il discorso che naturalmente va fatto. Ecco, quindi ho ben capito che l'italiano è proprio un bel pecorone, ok? Buona giornata a tutti di nuovo. Allora abbiamo sentito Maurizio, sentiamo invece cosa mi dice di quello che ha sentito Maurizio Scalabrin, questo giornalista, presidente poi provinciale di Italia Viva di Vicenza. Allora, come partito cosa dice Scalabrin e poi se vuole anche commentare le parole di Maurizio? Per quanto riguarda l'appello che ha fatto il dottor Alessandro Gava, credo che non abbia sbagliato né una parola né una virgola. La prevenzione è una cosa che si deve fare a prescindere, e sicuramente l'indirizzo che ha preso la curva demografica lo consiglia ancora più vivamente. Invecchiare tanto per invecchiare male evidentemente non è un grande affare per le persone, è un pessimo affare per le casse dello Stato. E siccome il welfare che noi vogliamo mantenere è un welfare che deve fare i conti anche con i costi, è un indirizzo scientifico, è un indirizzo razionale, è un appello anche accorato quello che ha fatto il dottor Gava. Non ha certo bisogno del mio parere per essere un messaggio forte, però lo sottolineo. D'altro canto andiamo incontro anche a delle situazioni che in sanità diventano sempre più fragili. Qui nel Veneto siamo estremamente fortunati, abbiamo una sanità ospedaliera di altissimo livello, abbiamo peraltro una sanità di base che invece incomincia a dare segni di cedimento e di peggioramento del servizio. E quindi, oltre all'appello alla prevenzione che sicuramente va sostenuto, un appello all'assessore regionale va fatto perché riprenda in mano la sanità di base, che potrebbe dare proprio all'interno di un percorso di prevenzione un aiuto fondamentale. Essere accompagnati da un medico che conosce la tua storia, che conosce le tue fragilità e che ti accompagna attraverso i controlli periodici che sono fondamentali per la prevenzione, potrebbe essere una sanità più efficace. Devo dire che però, come dire, accompagnando il ragionamento che ha fatto il dottor Gava e proprio vedendo i dati della curva anagrafica, viene da dire che sarà sempre più frequente l'accesso ai pronto soccorso di persone anziane o over 80. Queste sono normalmente persone un po' più fragili per questioni anagrafiche e spesso sono anche persone che provengono da case di riposo, da situazioni di fragilità particolari e all'interno del pronto soccorso in questo momento non hanno nessuna
percorso facilitato. C'è un'iniziativa che è sorta recentemente qui nel Vicentino, un appello che è stato raccolto tra l'altro dalla senatrice Daniela Sbrollini di Italia Viva, perché vorremmo convincere il Ministro della Salute a far organizzare dei percorsi privilegiati per le persone che accedono al pronto soccorso avendo più di 80 anni. Così come c'è il pronto soccorso pediatrico, vorremmo che ci fosse un pronto soccorso geriatrico. Bella iniziativa. Mi scusi Scalabrin, ma ho anche una telefonata, Giulia da Venezia, però mi sembra Scalabrin che fosse un po' imbarazzato a rispondere alla mia domanda. Ha preferito andare a rispondere, e apprezzo anche quello che ha detto col dottor Gava, perché mi sembra un po' in imbarazzo come Italia Viva questa mattina alla mia domanda. Siccome è bravo, ha spostato il cerino sulla prevenzione, è meglio parlare di... Vede che ho azzeccato Scalabrin, vede che ho azzeccato. No, ho perso il tempo, ma dopo chiara, lei è andato sulla prevenzione, che è più facile, e la ringrazio anche per quello che ha detto, ma ha girato il cerino. Giulia da Venezia, vai Giulia. Pronto? Mirella. Giulia? Mirella cara, buongiorno, ciao Mirella e buongiorno a tutti. Ciao cara Giulia. Allora Mirella, volevo dire che ha vinto la Costituzione Mirella e sono tanto contenta, tanto, perché Mirella, come dicevi tu che i nostri giovani Mirella ci sono, sarà nel futuro dei giovani la Costituzione Mirella, perché loro studiano, perché non sono andati a votare così per caso, sono andate alle università, agli atenei, perché Mirella hanno fatto la statistica ancora la settimana scorsa, i giovani vogliono la Costituzione, non vogliono le guerre, e questo referendum non contava niente con la magistratura, perché c'era già stata la separazione delle carriere. Siccome hanno detto una montagna di bugie e la gente a un certo punto si è informata, perché io, Mirella, leggo la storia, mi è sempre piaciuta la storia e la leggo e ce l'ho in mente, e poi quel corteo che cantava quella bella canzone che proprio ci andava, bella ciao. E allora Mirella, io sono tanto contenta, perché tu dici sempre che il nostro mondo è nelle mani dei giovani, ed è vero Mirella, i giovani vogliono la Costituzione e guai chi la tocca, perché io se avessi potuto mettere 10 no li avrei messi, però sono stata contenta, perché speriamo che adesso si mettano cuccia con queste idee e pensino di governare, perché non abbiamo visto niente ancora del governo. Governare e mandare fuori quel clan che hanno là, quelli che sono proprio là, che devono essere buttati fuori. Vi ringrazio tutti, vi auguro una buona giornata. Ciao Mirella. Ciao cara Giulia, vede Scalabrin che tosti che abbiamo i diversamente giovani, ecco con quale grinta e passione chiamano per dire anche loro quello che pensano, ed è importante, sono vivi, dobbiamo farli parlare, sono i nostri scrigni magici, dottor Gava, che arrivano a 100 anni con interventi incredibili. Ieri ho letto un tumore ovarico di 50 kg a una persona di 80 anni, intervento riuscito perfettamente. Ma cosa hanno i nostri diversamente giovani che arrivano a 100 anni in condizioni veramente incredibili? Ne abbiamo, specialmente le donne centenari, 102, 104, ogni settimana noi ne intervistiamo 2 o 3. Ecco, cos'è stato il grande lavoro
il mangiar poco, cosa è stato, dottor? Perché non è che adesso li stiamo facendo atterrare tanto dolcemente, mi sembra che li stiamo facendo atterrare violentemente. Voi li curate molto bene, di qua dobbiamo darne atto, ma poi è il dopo che è terribile per molte persone, però fisici eccezionali. Forse quello che ha detto lei, mangiare sano, movimento, una volta ne facevano veramente tanto, a lungo andare le paghi, se hai seminato bene poi raccogli bene. Prego, dottor Gava. Sì, il problema, Mirella, è che ci sono in effetti ci sono stati dei progressi notevoli nelle conoscenze su come invecchiare meglio. Purtroppo dobbiamo dire che le conoscenze si sono stabilite soprattutto nel campo farmacologico, per cui sopra i 70 anni molte persone prendono un farmaco per ridurre il colesterolo, per controllare meglio il diabete, per combattere dolori artrosici e quindi migliorare il movimento, e per cui sono anche tutte le conoscenze che sono state compiute nel campo farmaceutico che consentono alle persone di avere una vecchiaia più lunga, però è una vecchiaia aggravata da molte patologie e dall'assunzione di molti farmaci. Per questo il messaggio che lanciamo noi è quello di adottare davvero per tutti stili di vita sani, perché se poi andiamo nelle case di riposo noi troviamo molte persone in carrozzina che non riescono a deambulare, che hanno deficit cognitivi importanti, che hanno una vita di relazione minima, per cui è fondamentale lavorare su tutto questo perché questa vecchiaia sia davvero una vecchiaia che vale la pena di essere vissuta. Senz'altro i progressi che ci sono stati nel campo dell'anestesia e della chirurgia consentono di portare in sala operatoria anche persone di 90 anni che magari un tempo non sarebbero mai arrivate alla sala operatoria per il rischio connesso ad interventi di quel tipo, ad anestesie che magari sono anche prolungate. Queste conoscenze ci consentono adesso di poter operare. Pensiamo alle fratture di femore che vengono operate in 48 ore in quasi tutti gli ospedali della regione, anche persone ultra novantenni. Quindi senz'altro dal punto di vista dell'intervento sull'acuto noi abbiamo delle grandi possibilità, ma come diceva prima l'altro ospite, dal punto di vista territoriale è importante che cresca anche una sanità di prossimità che ci consenta di provvedere a tutte quelle che sono le piccole patologie, gli aggiustamenti di terapia che permettono poi agli anziani di invecchiare meglio, di non accedere al pronto soccorso, di non avere ricoveri ospedalieri che poi sono momenti di crisi per persone fragili, e di avere soprattutto una vita anche di relazione, perché essendo curati in prossimità magari conoscono o imparano a conoscere nel tempo gli infermieri o i medici che in queste strutture opereranno, e di avere dei consigli che permettono di avere una vita migliore, di assumere o aggiustare una terapia farmacologica in modo ottimale. Sono tutte cose fondamentali per farsi carico di queste condizioni. Senta, dottor Gava, io vi ho anche pensato in generale, i medici, quelli che curano, che parlano di mangiare sano, e quando abbiamo sentito di questo macello che più ne faceva e più si stava zitti, nel senso che hanno dato dei numeri da rabbrividire, questi controlli che non c'erano, queste etichette cambiate, questa carne putrefatta. Allora io mi domando, dottor Gava, è facile dire mangia sano, e dove vado a mangiare sano? Allora, un litro di olio di oliva costa 15 euro minimo. Lei sa che io ho il banco solidale e le posso garantire che non hanno un centesimo in tasca molte persone, e se ce l'hanno sono famiglie per bene, perché non arrivano i barboni, come dico sempre, ai banchi solidali, ma arrivano famiglie che con 2 stipendi non ce la fanno. Se ci sono figli poi non ne parliamo. Non le sembra che è facile dire ma poi cosa faccio con quei pochi soldi che ho? E soprattutto l'importanza del messaggio che arriva è stato un messaggio devastante, poi lo chiederò anche a Scalabrin. Questa carne putrefatta venduta dappertutto, addirittura nelle crociere, con nomi e cognomi anche di dove in parte è finita, ma silenzio totale. Non è invece che, dottor Gava, sul cibo specialmente ci dovrebbe essere la massima garanzia e la massima trasparenza? Prego. Ma in effetti sull'alimenti c'è una sofisticazione importante, c'è una criminalità importante, perché
il guadagno è l'obiettivo che si propongono al di là di quella che può essere la salute dei consumatori. È evidente che noi diciamo sempre cerchiamo di consumare cibi poco processati, cioè cerchiamo di capire che più quello di cui ci alimentiamo viene processato, ultraprocessato, cioè vengono aggiunti coloranti, conservanti, sostanze edulcoranti, sostanze intensificatori di sapori, sono tutte cose che fanno male al nostro organismo. Se poi abbiamo la possibilità di seguire la filiera, cioè avere un macellaio che sappiamo macelli delle carni che siano sane, è ottimale. Se poi abbiamo carne bianca invece di carne rossa è ancora meglio, se riduciamo gli insaccati è ancora meglio, se utilizziamo di più i legumi come fonti di proteine vegetali al posto di quelle animali, facciamo delle scelte più salutari. Se consumiamo più verdura altrettanto. È evidente che se abbiamo una verdura che sappiamo provenire da orti o da campi in cui si usino meno le sostanze antiparassitarie o la chimica per farli crescere, sono tutte prerogative che aiutano la nostra salute, quindi sono scelte che possiamo fare. Sono d'accordo che l'olio extravergine d'oliva, che è anche il simbolo della nostra settimana nazionale della prevenzione, abbia un costo elevato, però dicevi 15 euro è anche il prezzo che paghiamo una buona bottiglia di vino. Una bottiglia di vino la consumiamo in genere in una cena, e una bottiglia d'olio invece ci dura un paio di settimane, quindi è vero che tutto ha dei costi. In questo momento ci possono essere dei problemi per molte famiglie, però è sempre una questione di scelte. Magari preferiamo comprare l'olio piuttosto che comprare il vino, o di limitare il consumo di vino anche a favore di condimenti che siano più naturali, che facciano bene alla nostra salute, perché contengono delle sostanze antiossidanti l'olio extravergine d'oliva contiene delle sostanze ossidanti, polifenoli, è molto ricco, che ci aiutano a ridurre anche le tossine che introduciamo con dei cibi magari che non sono altrettanto salutari. Quindi noi raccomandiamo l'uso dell'olio extravergine d'oliva come principale alimento per condire e cuocere i nostri cibi, e poi di fare tutte queste scelte che abbiamo indicato. Ecco, nella settimana nazionale della prevenzione abbiamo anche stampato degli opuscoli che potete trovare nei banchetti che noi allestiremo in tutta la provincia. Avevo mandato anche una slide con i punti in cui saremo presenti. Poi la vediamo. O li potete trovare anche nelle sedi della LILT, che sono 6 nella nostra provincia. Siamo presenti a Treviso, ma anche a Oderzo, a Conegliano, a Vittorio Veneto, a Montebelluna e Castelfranco, dove potete trovare i nostri opuscoli e trovare tante indicazioni su quelle che sono le scelte utili da fare per la nostra salute, per non ammalare di tumori, ma per non ammalare neanche o ridurre l'incidenza delle malattie cardiovascolari, e per stare meglio in salute. Ecco, poi vedremo anche le slide, però io adesso, prima di andare in pubblicità, vorrei andare anche da Scalabrì. Lui è anche un giornalista, rappresenta anche un partito. Scalabrì, ma cosa è successo su questo macello? Non si sa più niente. Anche mi sembra che la politica abbia fatto una presa di posizione forte, eppure stiamo parlando di salute pubblica con dei dati veramente allarmanti, quello che almeno ci hanno fatto vedere. Allora, o non è vero quello che ci ha fatto vedere, però mi sembra che anche il dottor Bertolaso non abbia di sicuro smentito. Ecco, come mai la politica non ha preso posizione su un fatto così gravissimo che riguarda la salute pubblica? Questo macello è stato chiuso, non è stato chiuso? Cosa si è fatto? Dove è andata a finire tutta questa carne? Ecco, mi sembra che sia da una parte anche dell'informazione ma anche della politica ci sia stata un no comment. Prego. Vabbè, lei ha perfettamente ragione, qui bisogna che prendiamo un mea culpa tutti. Io purtroppo faccio politica per passione, faccio il giornalista per professione, per lavoro, e penso che siamo rappresento le due categorie più screditate nell'opinione pubblica, e qualche volta ce n'è anche una ragione. Quando si parla di alimentazione, l'ha detto il dottore, lo confermo anch'io nel mio piccolo,
bisogna stare molto, molto attenti, e quando si parla di guadagno bisogna sempre accompagnare il guadagno con rispetto dell'etica commerciale. Ora, se delle persone hanno sbagliato, in questo caso la magistratura deve fare velocemente il suo percorso, la politica non può stare zitta e anche l'informazione dovrebbe evitare di togliere i riflettori dall'argomento. Io personalmente non ho elementi, perché non mi occupo giornalisticamente di questo, non ho elementi per dare un giudizio nel merito della questione, ma sul fatto che molte volte si fa il titolo dello scandalo e poi ci si dimentica del problema, non si approfondisce l'argomento. E io in questo do una colpa proprio all'informazione, perché quando tu annunci un fatto così clamoroso dovresti almeno ricordare periodicamente che percorso sta facendo la magistratura inquirente, che percorso sta facendo la politica per i suoi compiti di controllo, che percorso sta facendo quel materiale, che fine ha fatto quel materiale e quali sono i canali che nel tempo sono stati utilizzati, perché comunque quando si parla di responsabilità, di rispetto di un'etica commerciale, questo non esclude la responsabilità di tutta la filiera, chi ha prodotto, chi ha macellato, chi ha commerciato, chi ha chiuso gli occhi magari vedendo che le etichette non erano precise, chi ha venduto per non averne un danno, chi non ha denunciato. Insomma, io credo che in una situazione come quella che lei ha ricordato non ci sia un responsabile, ma ci sia una filiera di responsabili che a questo punto dobbiamo dire irresponsabili. È vero però, Scalabrin, che giustamente lei dice non mi occupo di questo, però io penso che come cittadino, come persona che va a fare la spesa, ecco, penso che l'indignazione sia veramente stata enorme. Io ne parlo, sì. io ne parlo sempre, sì. Guardi Scalabrin, io ne parlo sempre perché ritengo veramente che bisogna accendere sempre i riflettori, tenerli accesi, specialmente sulla salute pubblica, perché è inutile che io continui a invitare degli ospiti eccellenti e tutti continuano, come sta facendo il dottor Gava questa mattina, a dire l'importanza del cibo, del mangiare sano, e poi sentiamo per questi delinquenti, perché non si può dire altro, cosa combinavano, le etichette cambiate su carne putrefatta. Allora capisce che i giovani, parlavamo prima dei giovani ai quali arriva questo messaggio, sono messaggi devastanti per loro, perché loro all'ambiente ci tengono tantissimo. Io quando li ospiti, loro parlano sempre della qualità della vita, lavorare sì, ma anche lavorare nella maniera corretta, ambiente sì, ma un ambiente sano. Capite che poi ci fanno vedere sempre gli esempi negativi di questi giovani che se ne fregano, che sono maranza, che non fanno niente, che non hanno voglia di lavorare. No, c'è un mondo di giovani invece, cari miei, che è fantastico, Andate a vedere adesso che si apre la stagione estiva al mare, in montagna, chi trovate all'interno dei ristoranti, dei bar, sono tutti giovani, quasi tutti studenti che cercano anche loro di respirare, perché con quello che hanno non respirano più. Allora, prima di rispondere a queste domande e poi continuare con la prevenzione, andiamo in pubblicità. E siamo col dottor Alessandro Gava, coordinatore regionale Veneto Lilte, e siamo anche con Maurizio Scalabrin, giornalista, presidente provinciale Italia Viva di Vicenza. Andiamo a vedere queste slide che sono molto importanti. Vedo che anche all'ospite Scalabrin sta più a cuore parlare di prevenzione stamattina, forse ha anche ragione Scalabrin, mi sa proprio che ha tanta ragione, meglio parlare di salute pubblica. Allora, qui cosa vediamo, dottor Gava? Cosa ci dice? Prego. Questo è appunto l'opuscolo che tutti i cittadini
possono trovare nelle sedi della LILT. È un opuscolo che dà dei consigli a 360 gradi per mantenersi in salute, quindi compiere scelte che siano utili nel campo della prevenzione primaria, cioè ridurre i rischi di ammalare, ma anche i controlli che sono utili per ridurre i tumori, per esempio, della mammella, i tumori della prostata, che sono i tumori più frequenti rispettivamente nel sesso femminile e nel sesso maschile, ma anche il tumore del colon, che colpisce entrambi i sessi in maniera rilevante, il tumore del polmone, che adesso sta aumentando nel sesso femminile perché le donne fumano quanto gli uomini, i tumori della vescica e del melanoma, che sono gli altri tumori che per incidenza sono più elevati. Pensate che ogni anno nel Veneto ci sono, vedete, oltre 32.000 nuovi casi di tumore, e sono più di 300.000 le persone nella nostra regione che sono vive, che hanno avuto l'esperienza di un tumore, per cui la LILT cerca di fornire anche supporto psicologico, supporto riabilitativo a tutte le persone che hanno vissuto l'esperienza del tumore. E vedete, questi sono i 6 tumori più frequenti, come dicevo: il tumore della mammella, della prostata, del colon retto, il tumore del polmone, il tumore della vescica e il melanoma della pelle, che da soli rappresentano circa il 60% di tutte le neoplasie, e per ognuno di questi diamo dei consigli che potete trovare anche su queste dispense o consultando le nostre sedi, per vedere cosa la scienza offre oggi per cercare di ammalare meno. E qua vedete i punti in cui siamo presenti in tutta la provincia durante questa settimana. Però se non avete tempo di andare ai nostri banchetti questa settimana, potete trovare sempre le nostre sedi aperte, basta consultare anche il nostro sito e troverete tutto. Mentre eravamo in pubblicità pensavo anche a sto fatto di cui parlavi, Mirella, della criminalità che vi è nel campo della sofisticazione alimentare. In effetti pensavo che i processi che si apriranno dureranno magari 10 anni, perché questo è il vero problema della giustizia, e penso sia anche il problema per cui ha vinto il no. La gente ha percepito che era più uno scontro di poteri tra la politica e la magistratura, su chi ha il primato, su chi controlla chi, e alla fine la gente ha scelto la magistratura perché si fida ancora di più della magistratura. Però se parliamo di giustizia, invece la riforma deve essere una riforma che aiuta a ridurre i tempi dell'applicazione della giustizia, perché non si può avere un processo che dura 10 anni per i primi 2 gradi di giudizio e poi magari altri 5 per andare in Cassazione, perché la gente ha bisogno di risposte, e quindi anche i processi che avvengono in medicina tengono magari un medico incollato a un'accusa che poi magari si rivela del tutto infondata per 10 anni, e quindi è questo il fondamento per cui la gente chiede che se c'è una riforma, sia una riforma che va nell'interesse della popolazione, perché è vero che diceva prima un telespettatore che i cittadini onesti hanno poca paura della giustizia, però possiamo imbatterci tutti in cause che vengono delle volte sollevate anche per motivi futili, e abbiamo diritto ad avere tutti una risposta rapida. Quindi quando ci sarà una vera riforma della giustizia che vada nell'interesse dei cittadini, dando organici adeguati perché la risposta sia veloce, vedrete che passerà anche la legge sulla giustizia. Sentiamo Scalabrin cosa dice. Questa giustizia che fa fatica a arrivare, che costa tantissimo, non è che tutti possono sopportare un processo che dura 10-15 anni con dei costi incredibili. Poi non parliamo della prescrizione, perché ce l'abbiamo solo noi in Italia, e soprattutto questi 3 gradi di giudizio. Veramente capite bene che le persone a casa invece che sanno fare i conti molto bene, a mio avviso, Scalabrin, 1 più 1 fa 2. Prego. Guardi, anche per non eludere, come dire, la sollecitazione che mi era stata fatta precedentemente, non le dico che cosa ho votato, perché il mio partito ha dato libertà di espressione, le dico solo che sono stato estremamente soddisfatto del risultato del referendum, così lei capisce come la penso personalmente. Perché questa presunta riforma della giustizia altro non era che una
riequilibrio dei poteri all'interno della magistratura e tra la magistratura e la politica, ma il risultato pratico per l'incidenza per il cittadino normale sarebbe stata praticamente zero, nulla. E quindi tanto più si è voluta camuffare questa presunta riforma della giustizia come la panacea di tutti i mali, tanto più evidentemente il cittadino ha ritenuto di fare una scelta per il no. Detto questo, io dico che purtroppo anche per esperienza personale il sistema della giustizia in Italia così com'è non funziona per niente. Io ho fatto il sindaco del mio paese, Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, e pur essendo, credo, una persona onesta come mi ritengo, tuttavia come amministratore sono incappato in 2 o 3 occasioni in cui la magistratura ha ritenuto di valutare l'operato del sottoscritto. Ora la cosa poi si è risolta in tutte e 3 le occasioni col non luogo a procedere perché il fatto non sussisteva o perché comunque il reato non c'era. Tuttavia io per anni ho dovuto difendermi personalmente spendendo soldi di avvocati che hanno fatto il loro mestiere, hanno fatto il loro lavoro e hanno diritto di essere pagati. Tuttavia io per anni sono stato sottoposto periodicamente anche, se volete, alla gogna mediatica, ma soprattutto alla ricevuta dell'avvocato. E non tutte le persone si possono permettere di pagare le parcelle degli avvocati e non tutte le persone hanno la capacità di sostenere queste esposizioni, queste preoccupazioni, perché poi alla fine sono anche preoccupazioni che coinvolgono a volte la famiglia per anni e anni e anni senza avere un giudizio in tempi ragionevolmente brevi. È chiaro che l'inquirente ha bisogno di tempo per verificare fatti, carte, documenti, testimonianze, ma è pur vero che il rinvio continuo del parere, del giudizio, del processo sono cose estenuanti che soprattutto in Italia, forse in Italia più che in tante altre parti del mondo, diventano un peso per il cittadino, diventano un peso per l'azienda, diventano situazioni che sono anche causa di effetti collaterali pesanti. Cioè ci sono situazioni in cui aziende per anni e anni e anni hanno aspettato di dover capire se possono usare un capitale o non lo possono utilizzare, nel frattempo l'azienda è andata a picco. Ci sono famiglie in cui i rapporti si sono frantumati nell'attesa di un giudizio, nel sospetto di una colpa e comunque per tutte le situazioni che creano anche imbarazzo personale, per cui comunque sia andato il referendum, e ripeto, io personalmente sono soddisfatto del risultato, tuttavia dico che una riforma della giustizia, se non per via di riforma costituzionale, ma anche per via di un percorso legislativo normale, deve assolutamente essere fatta. Gianni da Fiesso d'Artico, ciao Gianni. Salve. Prego. Ho fatto il rappresentante della sicurezza. C'è una storia di mio padre che ha venduto un terreno in montagna, che avevamo una casa, e praticamente siamo andati avanti più di 30 anni con un progetto approvato. Il compratore, che era del posto, praticamente ha voluto raddoppiare il progetto, che non è stato approvato, e per questo mio padre è stato in causa per più di 30 anni, 40 anni, perché mi ricordo che avevo 15 anni ed è stato finito nel 2012, quindi adesso ne ho 70 e quindi puoi immaginare, ho fatto il rappresentante della sicurezza e possiamo dire pure che qui in Italia ci inventano i lavori, cioè per esempio gli avvocati stabiliti, come non bastassero gli avvocati che sono più numerosi, dicono che a Roma ci sono più avvocati che in tutta la Francia, cioè praticamente queste persone come vivono? Cioè le cose devono essere inventate per dare lavoro a queste persone. Le leggi adesso come adesso ci va bene con l'intelligenza artificiale, che non è altro che un deposito di informazioni
come che è la legge, che la legge si basa sui processi. Chi vince i processi vengono usati come esempio per poi fare gli altri processi o per fare le leggi. Quindi adesso con l'intelligenza artificiale, che non è altro che un accumulo di esperienze, le cose potrebbero andare più avanti, ma non ho mai capito perché. Per esempio, per le buste paga, perché non fanno una busta paga come le regole devono essere per tutti, come per la sede stradale ci sono i cartelli, dovrebbe essere anche la disposizione delle buste paga che semplificherebbero i lavori per chi opera su questo settore o cose del genere. E poi lasciamo perdere il discorso dei giornalisti, che i giornalisti si vedono continuamente praticamente in televisione come quelle della carne, come quelle dei parcheggi. In Italia siamo molto inventivi e obiettivamente con i nuovi strumenti di comunicazione, queste persone che si vantano di essere intelligenti, eccetera, eccetera, questi informer, cioè usano per passare delle informazioni che sono anche delle truffe o sono anche delle cose, vabbè, dai, non... No, stai dicendo quello che pensi, scusate. Gianni, ci mancherebbe, è giusto anche dire quello che si pensa. Ti ringrazio della telefonata, Gianni. Sentiamo proprio Scalabrini, visto che è anche un giornalista e rappresentante anche politico, cosa dice, come commenta quello che ha detto Gianni da Fiesso d'Artico. Beh, diciamo che ho capito una parte delle cose che ha detto e sono assolutamente d'accordo con lui. Non ho capito che responsabilità abbiano i giornalisti se raccontano i fatti che succedono. Ecco, questo semmai io accuserei i giornalisti di raccontare solo i fatti che interessano o che fanno notizia e non affrontare invece argomenti che sono di interesse generale. Se lei guarda... ci sono degli argomenti che prendono le prime pagine dei giornali per una settimana, dopodiché perdono di interesse e non vengono più raccontati neanche in quinta pagina. Faccio l'esempio tipico, purtroppo drammatico, della guerra in Ucraina, che è praticamente quasi scomparsa dalle pagine dei giornali, eppure continua a procurare vittime su vittime giorno dopo giorno. Ma è così perché ci sono anche guerre che non vengono mai raccontate, perché sono in Africa e non interessano economicamente la nostra Europa e non sono attinenti direttamente alla nostra economia, eppure sono guerre che portano lutti, drammi, vecchi, bambine, donne che vengono uccise, e tutte queste cose non vengono raccontate. Una responsabilità calante, un'etica calante da parte dei giornalisti si nota, e purtroppo forse è l'ordine dei giornalisti che dovrebbe intervenire, forse sono i capitali che stanno dietro ai giornali che dovrebbero in qualche maniera avere un atteggiamento differente, un'etica diversa. Fatto sta che il giornalismo e i giornalisti non siamo per niente esenti da colpe, neppure noi. Sì, però è anche vero che se non ci fossero questi giornalisti noi non sapremo niente. Ecco, non si può dire Ovviamente. che veramente che sono tutte delle fake, perché quando noi abbiamo visto le immagini parlo più chiaro, e come ripeto Gianni, Bertolaso non ha smentito che non era vero quello che si è visto. Bertolaso ha detto che ci sarebbe stata un'inchiesta che penso, non so se è ancora in corso. Ecco, è qua a un certo momento che l'informazione si blocca, Scalabrini, nel senso che poi il cittadino a casa dice: ma chi è che ha ragione? È vero o non è vero? Perché quando tu stai a metà e non prendi la decisione di dare trasparenza e chiarezza, il cittadino fa confusione. A chi devo credere? Ma è vera questa storia e non è vera? Forse non è vera perché non ha la visibilità che dovrebbe avere. Forse questa inchiesta è stata veramente ingrandita più del necessario. Questo non va bene, Scalabrini, questo non va bene. Va bene per niente. E qui la politica dovrebbe intervenire, il garante sulla privacy, su tutte queste cose qua. Noi abbiamo sentito cosa è successo e grazie ai giornalisti che riusciamo a capire queste cose. Giornalisti che rischiano la vita, che sono
sotto scorta perché cercano la verità. E quello è il problema grande, Scalabrini, Sì. che pochi hanno il coraggio di dire che Mirella. abbiamo veramente delle figure che cercano la verità, e se riusciamo ad Mirella. avere notizie è merito a queste figure che rischiano la vita o vivono anche sotto scorta perché cercano la verità. Scalabrini. Certo, Mirella, purtroppo quando le cose non vanno bene non c'è quasi mai un solo responsabile, ci sono vari responsabili con livelli di responsabilità differenti. Il giornalista deve fare la sua parte, il politico dovrebbe fare la sua parte, i giudici dovrebbero fare la loro parte e anche gli imprenditori dovrebbero fare la loro parte. Quelli che sono schiacciati sono ovviamente gli ultimi utilizzatori, cioè il cittadino, il quale soccombe alle carenze ispettive, soccombe agli interessi economici, soccombe all'inerzia della magistratura, soccombe all'ignavia dei giornalisti. Poi è chiaro che dire giornalista vuol dire tanto, ma non vuol dire tutto, perché ci sono giornalisti che fanno il loro dovere e rischiano la vita, come lei ha detto. Ci sono giornalisti di livello molto inferiore che sono assecondati al volere dell'editore. Ci sono quelli che hanno paura della politica, ci sono quelli che sono servi della politica e purtroppo dire giornalista non vuol dire niente. È un lavoro, è una Scalabrini, devo professione, ma correre non perché è il un tempo è giudizio. tiranno purtroppo e le domande le devo anche fare. Il problema è che noi vediamo che se la politica fosse più trasparente, fosse più decisa, con leggi certe, la certezza della pena, tutte queste cose qua, noi saremmo anche più tranquilli. Invece purtroppo passano sempre il cerino a noi. E poi cosa succede? Quando il cittadino non è informato bene, allora la colpa è dei giornalisti, la colpa è dei giudici, ma scusate, i giudici applicano le leggi che vengono fatte in Parlamento o sbaglio? No, perché qui si fa una fatica enorme a capire, ma è colpa del giudice, ma il giudice applica le leggi, tu qua quando vai davanti a un giudice vogliono carte, prove certe, non è che tu puoi raccontare quello che vuoi, ci vogliono le prove, le carte. Allora capite bene che quando io sento è colpa del giudice, è colpa del giornalista, è colpa dell'insegnante, è sempre quello che invece non ha colpa, oppure in parte. La colpa invece che ci vorrebbe una politica seria, una politica con l'etica, con rispetto, questo Scalabrini, quello che vediamo in questi giorni, far rabbrividire, Scalabrini, far rabbrividire. E i giovani hanno allora mettiamola così, Mirella. Come dicevo, ognuno ha un suo grado di responsabilità. È chiaro che il politico, proprio perché sceglie quella carriera spontaneamente, nessuno obbliga nessuno a fare il politico, dovrebbe essere trasparente. È chiaro che, e questo è un esempio che tutta la storia racconta di tutti i paesi del mondo, se non c'è un giusto equilibrio tra le componenti, diciamo, della democrazia, ognuno cerca di portare a casa una situazione di sua comodità. Quindi se non c'è una magistratura attenta, la controparte politica fa quello che vuole. Se non c'è un giornalismo attento, il politico cerca di nascondere le sue azioni, le sue scelte. E quindi colpa prima è quella della politica che non è trasparente, di una politica che cerca di nascondere le scelte, di una politica che cerca di ingannare, però nello stesso tempo non possiamo nasconderci che anche le altre componenti della democrazia, di uno Stato democratico, hanno le loro responsabilità e quindi dovrebbero comportarsi a volte diversamente. Quindi, tradotto, la politica, se non fa il suo mestiere, deve essere mandata a casa. E l'unico modo per mandare a casa un politico è non votarlo. E quindi se la politica ha dei rappresentanti a livello regionale, a livello nazionale o anche a livello locale, e funziona bene, la politica va rivotata. Se la politica proposta non funziona bene, non va votata. Questo è il sistema democratico.
È facile dirlo, Scalabrini, mi fa anche sorridere. Mi piace Scalabrini, devo evitarlo spesso, mi piace anche il contraddittorio. Ma Scalabrini, se non abbiamo neanche la preferenza, ma se ci danno i listini bloccati non sappiamo neanche... No, ma a livello locale. A livello locale, ma se abbiamo assessori che neanche sono votati, Scalabrini, ma di cosa parliamo? Noi abbiamo persone che sono votati, che vengono mandate a casa dal sindaco perché dalla segreteria del partito arriva. Tu devi mettere quella persona là che non ha preso neanche un voto, che non è stata neanche votata, nonostante si faccia prima la lista del sindaco, e noi ci troviamo con dei personaggi che non sappiamo neanche chi sono, anche a livello locale, Scalabrini, anche a livello locale, perciò lasciamo perdere, per carità. Perfettamente ragione. Aspetti, perché abbiamo Livio da Padova, la parola anche a Livio. Vai Livio. Ciao Mirella, saluto i tuoi ospiti. E allora... l'ho detto tante volte, alla politica manca il buon senso, la modestia, la sincerità, la generosità, l'attaccamento. Invece quello che la politica non dovrebbe avere è l'attaccamento al denaro e soprattutto il fatto che i nostri politici sono i politici più pagati di tutto il mondo. Ecco, dovrebbero dare a chi ne ha bisogno, invece non pensare a aumentarsi continuamente lo stipendio. E soprattutto parlo di politici a tutti i livelli, anche consiglieri regionali, parlamentari e tutte le più alte istituzioni. Grazie. Grazie a te caro Livio. Allora è meglio che andiamo a vedere questo riconoscimento all'oncologia, andiamo a Treviso per ricordare anche l'importanza di quello che stiamo vedendo. Andiamo a vedere. L'unità operativa di chirurgia 2 del Cafoncello di Treviso al 9° posto in Italia nella classifica Agenas, dati del 2023, per numero totale di interventi eseguiti per tumori maligni di fegato e vie biliari. Si conferma per il 2024 reparto al top come volumi di attività. I dati consuntivi dello scorso anno registrano oltre 2.000 interventi tra elezione e urgenze, di cui 371 su fegato e vie biliari e 45 sul pancreas, con utilizzo nel 65% dei casi dell'approccio mini-invasivo laparoscopico e robotico. Numeri che riempiono di soddisfazione il primario Giacomo Zanus, che sottolinea il lavoro di squadra e l'uso delle tecnologie. L'anno scorso abbiamo portato a termine, 2024, più di 2.000 interventi in cui sono state eseguite oltre 350 procedure chirurgiche sul fegato, quindi ci siamo focalizzati sulla parte oncologica epatica, però senza trascurare il resto della patologia, che in particolar modo quella del colon, che è estremamente diffusa. Un lavoro enorme che, devo dire, è stato agevolato e reso possibile da un lavoro di squadra, da un gioco di squadra importante tra quella che è la parte clinica, la parte chirurgica, quindi l'ospedale, l'università, l'accademia, quindi, che ci ha messo a disposizione protocolli e tipologie di resezioni, tecniche di trattamento che sono poi state eseguite grazie a tutta la tecnologia che ci ha messo a disposizione l'ospedale. Significativi risultati anche per il rispetto dei tempi d'attesa. Il 93,5% dei pazienti oncologici è stato trattato chirurgicamente entro 30 giorni dall'inserimento in lista, ma senza dimenticare i pazienti con patologie minori. Noi ovviamente abbiamo dedicato la nostra attività prevalentemente a pazienti oncologici, quindi i nostri sono interventi salvavita, assieme a quelli fatti poi in urgenza. Chiaro che questo purtroppo ha penalizzato il trattamento dei pazienti con patologia benigna. Quindi a loro chiedo, mi scuso per i tempi di attesa che stiamo peraltro in qualche modo riducendo in maniera significativa, stiamo pensando anche a loro. Malattie tumorali che non aumentano ma non diminuiscono, sulle quali però, come per la steatosi, ovvero il fegato grasso, si può lavorare in prevenzione. Quindi cercare di trasmettere alla popolazione una nuova cultura per quanto riguarda quella che è l'alimentazione, lo stile di vita, quindi la nostra dieta mediterranea, quella dei nostri nonni, e il segreto ce l'abbiamo già in mano. Poi grande attività fisica, quindi non vita sedentaria. E poi dei controlli periodici, avvalendosi di che cosa? Avvalendosi di una grande arma che abbiamo e che sono i medici di medicina generale.
Sì, sempre quello è il discorso, mangiare sano, movimento e andiamo avanti. Allora, dottor Gava, come ci saluta? Ecco, io penso che la sua voce questa mattina proprio in fatto di prevenzione sia stata molto importante, poi bisogna vedere, ecco, il comportamento di ognuno di noi. Prego, dottore, come ci saluta, con quale messaggio? Il messaggio che vorrei dare è, come abbiamo visto nelle parole dell'amico Giacomo Zanus, abbiamo delle eccellenze che ci consentono nel nostro ospedale di Treviso, per esempio, di operare i pazienti oncologici con la migliore assistenza e i migliori protocolli che sono attuabili dalle conoscenze attuali. Però dobbiamo raggiungere l'eccellenza anche nel campo della prevenzione, quindi davvero credere che lo stile di vita è fondamentale per la nostra salute e quindi l'alimentazione, ma anche fare molta attività fisica, e quindi se una persona è in pensione approfittare 3-4 volte la settimana per muoversi, fare delle lunghe passeggiate all'aria aperta, cercare anche di fare della ginnastica quotidiana. Figuratevi che nelle sedi LILT di Treviso adesso abbiamo allestito anche una palestra proprio per cercare di favorire questa attività che sia adattata poi a quelle che sono le caratteristiche di fascia d'età e di patologie che una persona ha. E poi anche fare del volontariato, perché è importante anche la vita di relazione, quindi per gli aspetti cognitivi noi abbiamo un aumento di incidenza delle demenze, sia dell'Alzheimer ma anche delle demenze vascolari, e questa è un'arma fondamentale, è anche quella di avere una vita di relazione più vivace, che ci consente di attivare tutti i meccanismi sinaptici di collegamento del nostro cervello. Sono fondamentali per ridurre l'incidenza di demenza o per ritardarne perlomeno la comparsa, perché anche questa è una malattia degenerativa cronica che sta crescendo. E poi i consigli soliti di non fumare. Adesso comincerà la stagione estiva e quindi se si va al mare di abbronzarsi con gradualità, utilizzare le creme solari, soprattutto proteggere i bambini, perché si è visto che le ustioni solari che avvengono nell'infanzia sono poi propedeutiche all'insorgenza di melanomi nell'età adulta, anche 20, 30, 40 anni dopo. E quindi sono tutte norme che ormai conosciamo, che però vanno applicate. Per questo noi ogni anno accendiamo un riflettore per tutta la durata della settimana nazionale della prevenzione, ma poi questa opera deve continuare anche durante tutto l'anno con le altre campagne che la LILT organizza, per la giornata mondiale senza tabacco, per ricordare tutti i danni che il fumo provoca, la Ottobre in Rosa per accendere l'attenzione sul tumore al seno che colpisce oltre 4.000 donne nella nostra regione ogni anno, e poi a novembre facciamo anche una campagna blu, un nastro blu, per sensibilizzare sui tumori maschili, sul tumore della prostata e anche i tumori urologici, perché anche mi sa che la inviterò ancora, dottor Gava, perché adesso ho forato, devo proprio chiudere, perché l'uomo fa ancora fatica a fare prevenzione, a curarsi, non si riesce a capire perché, però i numeri che abbiamo fanno molto riflettere. Sempre la donna che lo deve accompagnare, deve insistere, perché veramente l'uomo fa fatica a fare prevenzione. Questo è un dato di fatto e forse dovremmo parlarne di più. Io la ringrazio veramente, dottor Alessandro Gava, di essere stato con noi, coordinatore regionale Veneto della LILT. Grazie anche a Maurizio Scalabrin, giornalista e soprattutto presidente provinciale Italia Viva Vicenza, ma di partito abbiamo parlato poco stamattina, meglio così, ecco, parleremo in futuro. E adesso devo assolutamente andare in pubblicità, grazie ai miei ospiti. Benvenuti al Bioparco Noè di Montebelluna. Il Bioparco Noè è un'oasi meravigliosa gestita dai volontari dell'Associazione Fare Natura e TSODV. Spesso abbiamo visite di scolaresche durante la settimana. Cosa ci chiedono quando arrivano qui? Ma ci possiamo fermare per una lezione didattica qui al Bioparco Noè? E noi vorremmo tanto rispondere: certo, abbiamo un'aula a cielo aperto. Ma non c'è. Allora bambini, oggi parliamo un po' di natura, E secondo voi che differenza c'è tra l'odore di una foglia secca e quella di una foglia verde? Non lo sai, cara. E parliamo anche di animali. Il pony
Sicuramente avete visto un po' in televisione, vero? Sì. Ah, l'avete visto. E dal vero? No. Mai visto? E secondo voi che differenza c'è tra l'odore di un pony e quello di una capra? Non lo so. Ah, non lo sai? Ci sono, per dire, passiamo da un animale all'altro, parliamo anche di struzzi. Gli struzzi che vivono in Africa, li avete visti anche quelli in televisione sicuramente, vero? Ah, e secondo voi, quanto può essere alto uno struzzo? Ma tu lo sai. Come un tacchino! Gianfranchetto! E dimmi Giulia. Ma perché non andiamo al Bioparco Noè per sentire questi odori? Può essere un'idea! Ma sono altissimi! Avete visto? Arrivano ad essere anche 2 metri, 2 metri e mezzo, Sono più alti dei miei tacchini, Allora bambini, avete sentito la differenza dell'odore? Sì! Qual è che ha l'odore più forte? Allora bambini, adesso andiamo a sederci e che incomincia la lezione qui al Bioparco. Signora maestra, ma io sono in piedi. Maestra, ma non c'è posto per sedersi. Ma io dove mi siedo? Non c'è posto. Maestra, ma come faccio a scrivere? Non ci sono neanche i banchi. Avete ragione bambini. Sapete cos'è? Abbiamo bisogno di un'aula a cielo aperto. Sì! Mi piace studiare qua con i compagni al Parco Noè. Se lavoriamo tutti insieme possiamo realizzare sto sogno. E ringrazio e veramente sono molto contenta di avere questi 2 ospiti. Abbiamo in presenza Simona Briganti, Presidente Volontari in Servizio, Volontari Fare Natura, bellissima, avete visto che video, i nostri bambini meravigliosi, assieme a Laura Pupato che è consigliera del Presidente Fare Natura, una consigliera importante perché penso che Laura sia nel pezzo da tanti anni, ha cercato sempre nato con noi, anche come di fare anche il bene della sì. comunità, anche se con grandi sforzi anche lei, perché purtroppo funziona così. Però ci siamo, abbiamo visto un video bellissimo. Allora, Simona Briganti, Presidente, perché siete partiti con questo? È un progetto molto bello, un progetto che intriga i bambini, un progetto che fa vivere l'ambiente, la natura, il verde, e tutto quello che a loro piace. Prego. Fare Natura, che gestisce il Bioparco, gestisce un'oasi, no? È un posto veramente bello, è un posto dove si sta a contatto con la natura, dove si possono vivere gli odori della natura, conoscere gli animali, e sono i nostri bambini che hanno bisogno di vivere questo. Dove si trova questo parco? Spieghiamo bene. Il Bioparco si trova a Montebelluna, in uno spazio che nei primi anni del 2000 era una discarica, e grazie all'intuizione del fondatore di Fare Natura, che è purtroppo mancato troppo presto, il nostro caro Natalino, grazie a questa intuizione da una discarica è nato un'oasi naturalistica molto importante che dà ossigeno, perché ci sono tante piante bellissime e che danno ossigeno alla città di Montebelluna. E proprio per la passione di Natalino, che di mestiere faceva il giardiniere, quindi è stata creata. Io ho conosciuto Fare Natura solo in questi ultimi anni e devo ringraziare Laura, poi magari ci parlerà di come è nata questa idea, perché io l'ho trovata già bella confezionata e mi sono innamorata di questa realtà, e credo che tutti debbano innamorarsi e si innamorano appena entrano in questi spazi. E il perché i bambini? Perché sono il nostro futuro, ma poi perché devono vedere gli animali non solo nel banco del supermercato già spennati, ma devono vedere anche un pollo o una gallina in natura, in vita. Molto ecco. Corretto, Presidente. Allora, intanto mi fa piacere, Laura Pupato, di aver ricordato anche Natalino, che io l'ho avuto anche ospite. Persona fantastica, meravigliosa, ecco, con quel senso anche civico
che aveva dentro e che poi i risultati li abbiamo visti. Il problema è trovare la continuazione. Ecco, questi ragazzi devono essere presi, portati, da soli non ci arrivano, anche se con molte difficoltà, perché non è facile anche spostare questi bambini, che però desiderano fare questo e questo loro sentono il desiderio di uscire, di conoscere. Prego Laura. Allora guarda, hai parlato di Natalino, mi permetto di fare un accenno a come è nato questa meraviglia, questo luogo che, come dice Simona correttamente, di cui ci si innamora facilmente. Devo dire che poi sono i bambini che vengono e che spingono i familiari, quindi i genitori, i nonni, a venirci, perché quando facciamo le visite guidate durante la settimana con le scuole che ce lo chiedono, devo dire che adesso ci sono anche richieste da fuori provincia e quindi abbiamo, diciamo, coinvolta un po' tutta la regione, perché credo che sia meritevole far conoscere appunto queste oasi che in realtà sono un insieme, diciamo, di orto botanico, tra virgolette, quindi di possibilità di conoscere, poi magari ne parliamo, che cosa ci offrono in natura gli alberi, no? Ma anche, come diceva Simona, il recupero di animali. Allora devi sapere che nel 2007, quindi ormai il prossimo anno, stavo pensando mentre ti sentivo, sono 20 anni, va bene, io allora ero sindaco di questa città ed è venuto a trovarmi Natalino. E Natalino mi ha parlato di questo luogo che è in via Gazzia, Montebelluna, nella zona di Guarda, quindi direzione della Feltrina, diciamo. E mi ha detto: guarda sindaco, io vorrei utilizzare la mia professionalità, lui era giardiniere appunto, per riuscire a recuperare questo pezzo di terra pubblico assolutamente abbandonato a mo' di discarica da decenni, e vicino alla stazione tra l'altro, e quindi mi ha detto: se mi permetti io vorrei cominciare a realizzare un parco per il recupero dei rapaci. Questa era la sua idea iniziale. A me è piaciuta talmente subito l'idea che siamo andati insieme a vederlo. Mi pareva impossibile che da quel posto abbastanza, diciamo, abbandonato e molto brutto potesse nascere qualcosa di bello. In realtà è nato qualcosa di unico e di splendido. Ovviamente con un lavoro enorme da parte sua e da parte di chi ci ha creduto all'epoca. Devo dire che il parco per i rapaci, lui ha iniziato con alcuni rapaci che in effetti gli erano stati affidati, perché erano stati colpiti da cacciatori piuttosto che, ecco, feriti in vari modi, e poi però abbiamo saputo che non era possibile aprire al pubblico diciamo, un'area verde che si occupasse esclusivamente di rapaci. Anzi, c'è proprio un problema di rispetto, diciamo, delle normative, quindi da questo è deviata, diciamo, l'attenzione di Natalino, il quale ha subito colto, perché lui lo ha messo come premessa: io voglio farne un parco pubblico aperto ai bambini, aperto alle scuole, aperto alle famiglie. Quindi questo è stato l'obiettivo da 20 anni, ok? A quel punto, per riuscire a fare questo, abbiamo invece virato un po', scegliendo banalmente una via più utile ancora, e che è quella di accogliere animali che o vengono sequestrati e ci vengono affidati, poi magari ne parliamo perché abbiamo delle casistiche bellissime da raccontare alle famiglie e ai bambini, oppure semplicemente animali che vengono abbandonati e che ci consegnano, poi non vengono più a ritirarli. Tipo un crash che c'è in provincia, diciamo. Esatto, e però da questo è nato veramente una realtà multiforme, piena di animali, naturalmente ciascuno custodito e gestito nel miglior modo possibile, che vengono ad essere assolutamente un aiuto, come diceva Simona, un'informazione per i bambini che spesso non hanno modo di incontrarli o di conoscerli. Allora andiamo a vedere questo video proprio del bioparco per capire e vedere di cosa abbiamo parlato. Buongiorno.
buongiorno, sono Alessandro, ho 27 anni, vengo da Crocetta, del Montello, e sono un tirocinante ai servizi di disabilità a Montebelluna. Da circa 3 anni sono un volontario dell'associazione Fare Natura ETS ODV al Bioparco Noè di Montebelluna. Il Bioparco nasce nel 2008 in uno spazio comunale in stato di degrado e ha una superficie di 8.000 metri quadrati e grazie ai volontari è stato recuperato piantando alberi e creando 2 laghetti artificiali, facendolo diventare un modello di orto botanico. Nel corso degli anni si è dato rifugio a molte specie animali che necessitavano di cure dopo essere stati abbandonati o sfruttati, come ad esempio la cavalla furia, salvata dal macello, oppure la capra tibetana Nino, lasciata momentaneamente dalla famiglia che doveva andare in vacanza, ma poi non si è più visto nessuno e quindi da allora è diventata parte integrante del Bioparco. Alla fine dell'anno scolastico ospitiamo classi di studenti, così i bambini e ragazzi hanno la possibilità di conoscere piante e animali, scoprirne le abitudini e di entrare in contatto con la natura. Nel weekend, solitamente il sabato pomeriggio fino a chiusura, mi occupo dell'accoglienza al pubblico, oltre al controllo dell'approvvigionamento degli animali e in caso provvedo qualora mancasse. Da qualche mese Roberto, che come me in precedenza ha frequentato il laboratorio orientamento famiglie del servizio disabilità, mi affianca nello svolgere le mansioni necessarie. Roberto mi dice che è molto contento di venire a vedere se sono a posto gli animali e di aiutarmi con loro. Sono un volontario del Bioparco perché ho sempre amato gli animali. Mi piace passare il tempo immerso nella natura, anche per staccare dal mondo tecnologico e non pensare al lavoro. Così stare a contatto con gli animali mi aiuta a liberare la mente. Per me donare è mettersi a disposizione degli esseri viventi, che siano animali, piante o esseri umani, che abbiano bisogno di aiuto, offrendo il mio tempo con passione e dedizione. Sono contento di aver raccolto il formato Roberto in questa esperienza, creando una possibile rete generativa di altri volontari. Accoglienza per me è fare in modo che il pubblico abbia un ricordo positivo della visita o comunque dell'esperienza. Oltre a salutare educatamente ed essere cordiali, magari riuscire a scambiare qualche battuta o semplicemente un sorriso, così da facilitare un ritorno delle persone. E noi diciamo grazie a questa meravigliosa creatura, a questa forza della natura che è Alessandro, che forse con poche parole ha fatto capire l'importanza di questa persona che noi continuiamo a vedere con occhi diversi, che loro invece fanno capire che vivono la quotidianità che viviamo noi, basta chiamarli per nome e cognome, anche per nome solo. Cosa ha detto Alessandro? Un sorriso. Ecco, e questo è fondamentale. Io sapete che lo faccio quasi tutti i giorni, perché io queste persone le voglio chiamare per nome. Io farò una mostra che inviterò sia Laura che la Presidente Briganti, dove saranno questi ragazzi che hanno gestito con i loro familiari questa mostra, e anche il titolo l'hanno creato loro. Indovinate cosa hanno scritto? Io ci sono. Certo.
Cioè, più chiaro di così non si potrebbe per far capire l'importanza della diversità con la natura. Ecco, fa diventare tutta una cosa sola. Lavoro serio, volontariato, bellezza delle parole, rispetto. Ecco, Laura Puppato, forse la politica dovrebbe andare a scuola da questi ragazzi, stare loro di fronte, questi ragazzi nella cattedra, insegnare cosa vuol dire veramente la quotidianità, la normalità, il rispetto, l'etica. In poche parole Alessandro ha detto tutto. E soprattutto la voglia di sentirsi vivo. Ecco, questo fa questo parco, li fa sentire vivi, utili, ed è una cosa bellissima. Prego Laura. Guarda, Alessandro ci ha insegnato delle cose fondamentali. La disabilità di per sé è semplicemente, come dire, una forma di specialità, no? Nel senso che ciascuno di loro è prima di tutto e sempre una persona con delle qualità a volte straordinarie che chiedono solo di essere riconosciute. E dall'altra ci ha insegnato un'altra cosa, la convivenza. Ecco, una cosa che i bambini imparano subito quando frequentano il nostro bioparco è che lì convivono animali di specie diverse e tra l'altro si formano degli aneddoti che meritano di essere conosciuti, perché il gallo che hai visto prima camminare per esempio sopra la staccionata, quello convive felicissimamente con tutti gli altri animali, compresi il pony, i cavalli eccetera, nonché le caprette, gli stessi struzzi, piuttosto che i maialini vietnamiti eccetera. Che cosa ti dicono queste cose? Per esempio... È caduto il microfono? Aspetta che non cade anche quello. Vediamo se si sente, prova a parlare. Non credo perché... Allora diamo la parola alla Presidente Briganti, che così continua lei, intanto che mettiamo a posto il microfono a Laura. Ecco, questa cultura, ecco, è anche un cambiamento culturale che dobbiamo fare e grazie anche alla natura ci permette di fare questo, vero Presidente? Prego. Sì, la natura ci consente questo. Io con l'occasione che ringrazio anche il Presidente di Fare Natura, no? Che certo. Il Presidente di Fare Natura è Pasquale e lo ringrazio di cuore per il lavoro che sta facendo, perché si è impegnato e si sta impegnando proprio in questa fase di inclusione e di utilizzare il bioparco come strumento di aggregazione della comunità. E in questa comunità, soprattutto proprio Pasquale, si occupa di inserire anche nel processo di volontariato, nel percorso di cura del bioparco, tante persone che svolgono lavori di pubblica utilità. Quindi abbiamo una convenzione con il Tribunale di Venezia, l'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne, per cui nel bioparco vengono accolti anche coloro che devono riparare a un danno che hanno fatto alla comunità, quindi commettendo dei reati, ma venendo a dedicare il tempo alla comunità, al parco, sanano questo errore che hanno commesso e commutano la loro pena detentiva in lavori socialmente utili. Questo è anche questo è inclusione, anche questo è essere aperti anche a chi sbaglia, perché l'errore si può riparare. Scusate Laura, ma non credi che sia giunto il momento di capire chi siamo e cosa dobbiamo fare? Ti spiego perché, nel senso, se tutti facciamo tutto, alla fine ci troviamo con un pugno di mosche in mano. Se invece questi ragazzi sopra le righe, come vediamo tutti i giorni sui giornali, invece di mandarli, e lo dico tutti i giorni, chissà che qualcuno riesca a capire, anche perché ho parlato con i ragazzi, invece di mandarli a portare a spasso la nonnina nell'RSA, che poi trovi il ragazzo da una parte e la nonnina da un'altra, oppure la borsa della spesa, li facciamo recuperare il percorso che hanno perso facendo queste attività, che vuol dire muoversi, fatica, stare assieme al diversamente agile. Perché non riusciamo a farci capire? Perché siamo in tanti che vogliamo fare questo e non penso che abbiamo tutti questi ragazzi violenti sopra le righe. Il bello è che io ho parlato con gli studenti di questo mia riflessione che faccio da anni a voce alta e mi dicono che ho ragione, che la borsa della spesa non fa recuperare, che portare a spasso la nonna nella RSA anche no, hanno detto non è questo.
Non pensi che forse qualcuno dovrebbe capire, tu sei stato in politica, perché la politica non riesce a capire di aver bisogno di quel tipo di volontariato, di quegli spazi per determinati soggetti? Io non penso che sia così difficile recuperarli. Certo che se continuiamo, invece che intrigarli, e a fargli capire anche che lo sbaglio che hanno fatto lo devono anche pagare in una certa maniera, cioè non arriviamo da nessuna parte. Io ho avuto un papà che ha telefonato, ha detto che ha fatto veramente una cosa a scuola abbastanza grave per gli insegnanti, meno grave per il papà, ha detto non posso vederlo a casa sul divano, mio figlio doveva continuare ad andare a scuola e fare altri percorsi, non a casa sul divano. Non pensi che c'è qualcuno che passa sempre il cerino per mettere le cose a tacere su spazi invece che dovrebbero essere inserite in altre circostanze, con altri metodi? Prego. Sai qual è la cosa che viene apprezzata di più da parte di chi... Adesso ne abbiamo una cinquantina, praticamente durante tutto l'anno, dalle 40 alle 50 persone, soprattutto giovani, ma non solo, anche meno giovani, che vengono ad essere inviati dal Tribunale, come diceva Simona, diciamo, a lavorare per questa realtà, perché ha bisogno di molto aiuto, insomma, perché mantenere in vita bene, dar da mangiare ogni giorno, curarli, eccetera, sistemare gli aiuole, mettere a posto, insomma, il lavoro. Vuol dire anche fare fatica, mi sembra, no? E la cosa è bellissima, perché lo diceva Alessandro per un attimo, no? Quando ha detto io sto bene nel bioparco perché recupero rispetto al momento in cui sono occupato, diciamo, con tutti i mezzi tecnologici, no? Rispetto, diciamo, a un mondo che vive in funzione, diciamo, del web, del social, eccetera, c'è una realtà pratica che mi accoglie e mi fa sentire persona e torno ad essere la persona che siamo di fatto, no? Quella che è venuta, diciamo, su questo pianeta e per prima cosa è diventata, si è occupata, diciamo, della terra, ha recuperato dalla terra qualcosa che gli permettesse di vivere ed ha quindi realizzato come vivere su questo pianeta. Quindi tornare alla natura è ristorante, cioè ti restaura come persona. E questo ce lo dicono quelli che vengono inviati dal Tribunale a lavorare per noi, banalmente perché hanno magari, banalmente, mica tanto, ma insomma perché sono stati trovati con tassi alcolemici superiori alla media, piuttosto che con incidenti, con situazioni di questo genere, oppure piccoli reati. E questo gli permette di recuperare una vita che o non hanno mai fatto, perché anche questo capita, oppure che avevano completamente dimenticato. Ed è un tornare alla natura che aiuta davvero a considerarsi persona all'interno di una realtà che ti costringe ad un lavoro manuale, ti condiziona inizialmente, magari lo fai anche malvolentieri, ma poi ti spinge a tornare come volontario. Questo sta accadendo, no? Faccio per esempio, il percorso, ma dopo continuo l'attività. Dopo questa roba mi manca. Mi manca perché in quell'ora, 2 ore, 3 ore che facevo lì dentro, lì fuori meglio, perché non c'è un dentro, ma c'è proprio uno stare all'aperto, uno stare fuori con qualsiasi clima. Alla fine, come dire, stavo così bene che quando torno a casa e magari mi rimetto a cliccare sui computer piuttosto che a guardarmi la televisione, onestamente ci torno volentieri. Ecco, questo ci dice quanto bisogno c'è di tornare. Ciascuno di noi ha proprio bisogno di restaurarsi tornando alla natura e rientrando. Forse, lo dico anche a Simona Briganti, che dovremmo iniziare a capire che forse i centri estivi andrebbero fatti così. Andrebbero fatti su questi posti, anche perché abbiamo anche nel mondo del volontariato, voi ne siete un esempio, dei professionisti. Non è che questi ragazzi vengono messi, forse sono più professionisti dei centri di volontariato che non certe cooperative, scusate se lo dico, ma è anche giusto dirlo. Pensa che forse anche qua la politica dovrebbe dare l'indirizzo veramente, indirizzo importante in un momento dove mancano i soldi. Ecco, ad agosto ci sono tantissimi ragazzi ragazzi, parlo maschile e femminile perché dobbiamo parlare di persone e mai dividere. Io sono dell'idea che bisogna finirla di dividere. Di iniziare a fare questi percorsi, perché mi sembra che anche questo centro estivo sia diventato un business. E invece non può essere. In agosto si chiude il business
Questi ragazzi dove vanno? No, perché qualcuno me lo deve anche spiegare, questi re e regine che abbiamo che gestiscono questi centri estivi. Io sono convinta che magari questi ragazzi dovrebbero essere anche i controllori di quelli più piccoli, proprio quelli che hanno sbagliato, dico. Naturalmente sopra di loro c'è l'educatore, poi c'è il professionista, però intrigarli anche con questo. Cosa ne pensa? Briganti, gli animali, il verde, quante cose da fare. Cose meravigliose, ed è proprio per questo motivo, siamo assolutamente d'accordo e siamo in linea con quello che Mirella lei ha detto. Ci stiamo attrezzando per questo. L'aula a cielo aperto che abbiamo cominciato, per la quale stiamo raccogliendo disperatamente fondi, perché per fare tutte queste belle iniziative, lo hai detto anche tu, i soldi sono necessari, però ci stiamo attrezzando per accogliere e per rendere possibile, per aprire il bioparco ai ragazzi e ai bambini, agli studenti, e per garantirgli un comfort. Il comfort vuol dire che ci devono essere i bagni, ci devono essere delle strutture, stiamo cercando di costruire una piccola struttura coperta, perché quando piove o c'è qualche momento bisogna andare anche un po' al riparo, dobbiamo attrezzare l'aula, e tutto questo per il motivo che dici tu, perché avere a disposizione la natura come insegnante e soprattutto accogliere gli studenti. Mi piace molto pensare alla peer education, cioè al fatto che i ragazzi si imparino l'uno dall'altro, perché se lo racconto io che sono adulta non è la stessa cosa. Abbiamo Monica da Paese, poi continuiamo. Ciao cara Monica, come stai? Va bene, dai, non c'è male, dai, male. Ho avuto un lutto in famiglia, ma comunque purtroppo è mancato mio fratello a dicembre, vabbè. Mi dispiace tanto Monica, veramente. È stata una cosa, ma forse lo conoscevi tu, forse lo conoscevi Giovanni. Dovrei vederlo, ma comunque guarda, un grande abbraccio, sai Monica, da parte di tutti noi. È mancato giovane purtroppo. Niente, io volevo sfatare un mito sul volontariato, anche sugli animali, appunto, parlando di volontariato. Io ho fatto un bel po' di anni di volontariato all'EMPA di Treviso, ho dedicato molto tempo su questo tema qua del volontariato, ho visto belle cose ma ho vissuto anche brutte cose, perché appunto gli animali vengono abbandonati, non vengono capiti, e purtroppo c'è bisogno anche del volontariato anche lì, e anche porterei anche questi ragazzi appunto nei canili a fare volontariato e capire che cos'è la sofferenza, l'abbandono, per fargli capire che cos'è il sacrificio, insomma, ecco, questo volevo dire. Hai fatto bene, perché io sono d'accordo con te, sono proprio d'accordo con te. Io queste comunità, ecco, le vedrei più queste comunità che quelle che veramente hanno creato, per carità, con tutto il rispetto che posso avere, però capisci bene che io che ho visto, che ho vissuto e che vedo, penso che questi siano gli esempi. Prego Monica. Volevo dire che è una cosa molto importante prendersi cura di un animale e sostenerlo, aiutarlo nel suo percorso, perché noi avevamo anche cani un po' con problemi e non è facile dopo riadattarli, farli riadottare, non è una cosa semplice. Ci vuole tempo e ci vuole tanto tempo e dedizione su questo, e non è una cosa facile, perché ogni cane, come tra virgolette, come si suol dire, è diverso, ha i suoi problemi, le sue problematiche, e bisogna aiutarli, ecco, questo, bisogna cercare di capirli. Grazie cara Monica, mi ha fatto piacere veramente sentirti, un grande abbraccio ancora, ma soprattutto l'importanza di quello che ha detto Monica. Ogni animale è un essere a sé, ogni persona è un essere a sé, sono tutte creature, siamo tutti nati, siamo in natura tutti, che noi siamo animali, siamo la biodiversità. A insegnare la biodiversità, dice una cosa giusta Monica, e amare gli animali e conoscerli, perché ognuno di loro ha un'identità, è un dato di fatto. Per esempio questa scuola, quest'aula a cielo aperto che vorremmo realizzare anche tramite il crowdfunding, lo trovate andando a cliccare Ginger, che è la piattaforma attraverso cui
si fanno questi progetti, diciamo. È un'ambizione che abbiamo, quella di poter dare a tutti i bambini di tutte le scuole che già ci frequentano, ma purtroppo non possono fermarsi più di un'ora e mezza perché non abbiamo nulla per riuscire a fermarli, di stare dentro lì, diciamo, in quella realtà per 3-4 ore e conoscere un sacco di cose, conoscere gli animali. Io vi porto le merendine se avete bisogno, io vi porto le merendine, facciamo la collaborazione, visto che arrivano tanti di quei dolci, non so più dove darli, non so, mangeremo dolci per l'eternità. Ma per dirti, vedere, non so, un tacchino che è arrivato perché ce l'hanno consegnato recentemente, che cova le uova delle oche, scoprire che le oche non sono oche come si dice, te sei un'oca, ma è uno degli animali più intelligenti, per esempio, che esistano. Capire, per esempio, che un albero, uno dice l'albero sì, è per l'ossigeno, è importante, è fondamentale, già questo voglio dire, è straordinario perché dobbiamo a loro la vita sulla terra, eccetera, però capire anche che per esempio dagli alberi abbiamo tratto quasi tutti i farmaci fondamentali che ci curano, le medicine. Per esempio noi abbiamo dei salici piangenti sui laghetti, no? che ci sono, tra l'altro ogni tanto viene a trovarsi un airone cinerino, quindi abbiamo veramente una diversità in natura di straordinaria bellezza. Bene, facciamo capire l'importanza dell'impollinazione, quindi tutte queste questioni degli insetti e le varie qualità, diciamo, di cui abbiamo straordinario bisogno ma che conosciamo poco. Bene, una cosa fondamentale è che quel salice piangente, oltre ad essere bellissimo, a fare da rifugio per gli animali, a darci l'ossigeno, eccetera, è quello attraverso cui, la cui corteccia è stato identificato dai tempi dei tempi e poi in laboratorio dal 1800 in poi l'aspirina. Ecco, quindi l'acetilsalicidico famoso, dal nome stesso, salicidico salice, va bene, nasce proprio dagli alberi. Quindi il rispetto per gli alberi è una cosa fondamentale, però i bambini, credetemi, acquisendo queste informazioni, per quello noi spingiamo perché si crei quest'aula a cielo aperto e riusciamo a raggiungere l'obiettivo dei 6.000 euro per la fine di aprile. Tra l'altro il 29 aprile faremo una festa di primavera. 29 marzo, scusate. 29 marzo. Tra pochi giorni. Faremo domenica prossima. Ecco. Domenica prossima faremo una festa di primavera al Bioparco e vi invitiamo tutti, avremo i trucca bimbi, avremo volontari anche questi, fantastici, che aiuteranno, diciamo, i bambini a trasformarsi ciascuno nell'animale che preferisce. Dipingeremo insieme i sassi che poi verranno appoggiati vicino agli animali in maniera tale da raccontare ai loro la storia che vivono. E, insomma, tutte queste cose le facciamo con l'idea di riuscire a realizzare quest'aula a cielo aperto. Ce lo chiedono da diversi anni, adesso ci stiamo arrivando, abbiamo formato una lotteria l'anno scorso da cui abbiamo raccolto 6.000 euro, con altri 6.000 ce la facciamo a creare Allora questa... mi fai sorridere, Laura, perché l'anno scorso io ero molto arrabbiata quando ho visto i bilanci della regione. Ecco. Allora, siccome l'ho letto sul giornale, non è che io mi inventassi delle cose, quando ho visto che hanno dato a una dama castellana 250.000 euro. Allora capite la mia indignazione, col tutto rispetto per la dama, per carità, ci mancherebbe altro, quando vedo dei progetti meravigliosi che vengono messi nel cassetto perché non fai parte, che non fai parte del cerchio magico, non sei nel giro giusto. Mi sa che quest'anno è saltata, perché mi sembra che sia saltata, perciò voi capite che quando io parlo, non è che parlo perché ce l'ho con questo, con quello, chissà cosa voglio dire, è perché io persone come Laura, come la Simona Brigante e tante altre associazioni, vedo cosa si potrebbe fare, cose che non chiedono la luna, chiedono un qualcosa di supporto. Allora, visto che adesso il nuovo presidente della regione Alberto Stefani, che ho avuto anche ospite, devo dire la verità che è partito molto bene e piace veramente sia alla destra che alla sinistra, una parte di destra, perché è alla sinistra, perché bisogna anche stare attenti. Tutto trasversale. Ecco, trasversale, perché è partito proprio con questa idea del volontariato, di essere presente con la persona, di essere veramente tra la gente, di parlare come veramente noi vogliamo sentire. Tanto è vero che quel giorno avevo un ospite che mi ha detto, quando ci sono incontrati, sa, per caso ero
a casa, avevo la televisione accesa, a un certo momento ho sentito parlare qualcuno. Ho detto, ma chi è questo? Viene dalla Luna. Era lei, gli ha detto, Presidente. Era lei, Presidente. Mi congratulo. Capite che l'importanza della parola, che il cittadino, ecco qua, il cittadino che dice, ma non guarda la politica, guarda la persona che parla, quello che ha in mente di fare, la semina che vorrebbe fare. Naturalmente se lo lasceranno, perché in politica, vero Laura, mai dire mai, perché i paletti e le manine, i corvi, è uno zoo, è veramente, c'è uno zoo, è veramente un grande zoo. Allora io penso che invece abbiamo diritto di far capire che se facciamo le cose giuste, le cose che valgono, forse non troveremo più imaranza, non troveremo più questi bulletti, che poi, Laura, sono anche pochi rispetto a quelli bravi, ma hanno una visibilità. Ecco qua, la visibilità. Che cade. Brigante, ecco, la visibilità invece che si potrebbe dare proprio con questi percorsi molto educativi, molto belli, poi alla fine. Credo che stiamo lavorando tutti per portare il bene comune all'attenzione, quindi dobbiamo lavorare per questo. Ciascuno nelle proprie possibilità. Il volontariato fa tanto per essere di esempio. La politica a volte ascolta, a volte un po' meno, a volte va tirata un po' di più per la giacchetta, noi continuiamo a farlo. Ma se non hai la giacchetta, perché dove lo tiriamo? Tiriamo ovunque, quando chiedi si tolgono anche la giacchetta. Sì, la difficoltà è quotidiana nel dialogo, però credo che bisogna continuare così. Diciamo che gli strumenti di coprogettazione, di copianificazione che esistono e che ancora forse guardiamo troppo, sembrano cose burocratiche, ma se qualcuno le ha pensate e le ha scritte non è solo per la burocrazia, ma il significato di coprogettazione, cioè lavorare insieme per programmare gli interventi, perché anche Mirella, quando abbiamo parlato abbiamo detto ciascuno fa il suo e pensa di fare bene, è vero, anche abbiamo tante associazioni, abbiamo tante attività, però dobbiamo anche capire che governare il bene comune richiede una pianificazione trasversale che includa tutte. Quindi non è facile mettere insieme le associazioni, le associazioni della politica, però lo strumento c'è, che si chiama coprogrammazione. Se riusciamo a fare quello mettendo tutte le nostre competenze a disposizione, secondo me l'obiettivo si raggiunge. Io ho questo ottimismo di fondo nonostante le difficoltà. Ci mancherebbe, ma i ragazzi sono ottimisti, gli studenti sono ottimisti, è quello il bello che abbiamo, il futuro loro lo vivono con ottimismo e questo è un bel segnale. Laura, che segnale vedi tu? Si lasciano coinvolgere perché se vedono che le cose sono interessanti e hanno degli obiettivi chiari, devi essere chiaro con i ragazzi. Non devi prendere scorciatoie, devi essere assolutamente capace di far comprendere fino in fondo con assoluta trasparenza quello che avviene, perché avviene, come avviene e che cosa necessita. Allora loro ti danno una mano, per esempio per la festa di primavera che facciamo il 29, abbiamo bisogno ovviamente di giovani che ci danno una mano e anche persone meno giovani che possono aiutarci. Abbiamo già delle buone offerte, per cui vuol dire che c'è questa percezione di poter essere di aiuto e onestamente nel volontariato si trova anche, come l'abbiamo anche detto in questa trasmissione stessa, parlando del sociale l'altro giorno, per la stessa questione riguarda la tematica ambientale, perché se noi andiamo a recuperare quello che Natalino ci ha insegnato 20 anni fa ormai, no? La forza della volontà, la capacità di guardare all'obiettivo, voler far conoscere alle nuove generazioni l'importanza della natura intesa in senso ampio, va bene? Che far capire, per esempio, il rispetto degli animali e degli insetti, di qualunque, diciamo, essere vivente, e l'importanza del patrimonio erboreo, che è una roba, stavamo dicendo prima, no? Quanto ci danno gli alberi e come spesso noi li disprezziamo, no? Li tagliamo, li rompiamo, li distruggiamo senza pensare invece che risorsa straordinaria sono. Ebbene, quando ormai 7 anni fa, quando è morto Natalino, 6 anni fa, con Simona, con Pasquale, che è l'attuale presidente di Fare Natura, si chiama così l'associazione Onlus che, diciamo, ha preso in mano il bioparco tantissimi anni fa, abbiamo deciso di tirarci sulle mani, che io stessa sono rimasta all'interno del consiglio di amministrazione solo perché Natalino mi ha detto no, tu mi hai dato fiducia,
quando eri sindaco hai voluto questa cosa, resta anche quando io ero lontana per ragioni, diciamo, senti, istituzionali. Laura, tu hai detto una cosa molto importante sugli alberi. Tu sei stato sindaco, io ho avuto degli ospiti anche dei forestali, i quali sono veramente amareggiati con molti amministratori quando capitozzano gli alberi. Esatto. Perché non si deve fare, no. Hanno detto, ma non si deve fare. Io sto allora, male quando lo poi vedo. il sindaco, poi ne ho uno anche dopo di voi, così lo chiederò. Tu non puoi parlare e dopo dare un esempio sbagliato, perché devi risparmiare, perché così l'albero, così non lo tagli nella maniera giusta più volte all'anno magari. Cioè, dobbiamo anche capire che quando uno parla deve anche essere coerente con quello che dice. E gli esempi poi quali sono? Noi andiamo per le strade e li vediamo gli esempi. Ma guarda, e allora come facciamo? Questo bambino dice, ma che cosa io a scuola ho sentito questo, e poi guarda, cioè, riusciamo a capire gli esempi che sono fondamentali? Capisci? Io ora ti darei un bacio, nel senso che le potature sono il preludio o alla salute dell'albero o alla loro sicura malattia e morte. Prima malattia e poi morte. Se noi vediamo banalmente, ti dicevo prima i platani, no? Che sono spesso che cingono le nostre strade, eccetera, quando vengono capitozzati male, quando vengono... perché io vedo delle robe che veramente gridano vendetta, nel senso che gli lasciano praticamente tolgono tutti i rami e quindi resta questo tronco con 2 o 3, se quando va bene, arti mozzati, poi lo vedi perché tagliano di fatto praticamente pezzi di tronco, se non addirittura i rami alla radice. Bon. E a quel punto che cosa fa l'albero? Si mette diciamo, ad alimentare il fogliame sul tronco. Quello è il sintomo di un albero che si sta ammalando, perché nel momento in cui non foglia più come è corretto nella parte, diciamo, della ramificazione, ma si mette ad alimentare, diciamo, il fogliame direttamente dal tronco, quella è l'ultima disperata voce che l'albero ci dice: guarda, mi stai facendo morire, provo ad esistere in qualche modo. Ecco, questi sono atti criminali, lo dico, perché far morire un albero che toglie anidride carbonica, assorbe le polveri sottili, e noi abbiamo, ultimo dato, 43.000 morti, lasciamo stare gli ammalati, che sono in numero spaventoso, morti all'anno. Siamo il paese in Europa che supera di 3 volte 14.000 la Francia, 21.000 la Germania, va bene, che è molto più grande di noi come territorio, l'uno e l'altro. Loro hanno esattamente 14.000 morti da inquinamento e 21.000 morti da inquinamento determinato anche dalla carenza di ossigeno, appunto, e da polveri sottili soprattutto, da CO2, quindi tutti gli anidride carbonica, azoto, eccetera. Se noi non capiamo l'importanza delle alberature, diciamo della vegetazione che ci sta intorno, che non è solo un contorno per cui non deve disturbare, non deve intrigare, no? Il ramo sporgeva di quel tanto, ma no ragazzi, guardate, veramente se non capiamo queste cose essenziali siamo destinati male e ci dimentichiamo quanto vitali sono per noi. Ripeto, vitali per l'ossigeno, per la depurazione dell'aria, ma vitali anche per le medicine, banalmente. Quindi sono una fonte di vita, e i bambini, quando glielo dici, quando glielo spieghi, quando lo dimostri, lo capiscono subito. E bisogna anche forse insegnare anche a distinguere gli alberi, a conoscere l'albero. Sì. Io ho chiesto l'altro giorno a un bambino perché si chiama salice piangente, non lo sapeva, ma non lo sapeva neppure il genitore. Ho sempre sentito che si chiama così, ma perché non ti informi come mai questo albero si chiama piangente? Perché fa delle goccioline che diventano come una pioggia, sono delle lacrime, qualcuno dice, e il salice piange. Però non lo sanno, non si informano, passano davanti, non conoscono le erbe, non conoscono i fiori. È da piccoli che tu riesci, perché hanno una mente elastica eccezionale, sono delle spugne incredibili, i bambini a 4 anni, guardate, sono incredibili, però bisogna stimolarli
padri, cioè non è che loro si possono inventare il mondo, cioè è l'adulto che ascoltano. Ma sai che io, per dirti, quando gli spiego che esistono gli alberi fossili, ginkgo biloba, per dirti, no? Che è un albero che tantissimi hanno nel giardino di casa, ma non conoscono assolutamente l'origine di quest'albero, che è un albero che è sopravvissuto a Hiroshima e Nagasaki, è un albero fossile perché c'era prima della glaciazione della Terra e dopo, diciamo, non si è mai estinto, quindi ha una resistenza straordinaria, ha queste foglie tra l'altro bellissime a mo' di ventaglio, no? Mi spiace non farvelo vedere, ma ho una foto. Laura, scusami perché sennò mi cade la linea, abbiamo Graziella da Casier. Ciao Graziella. Buongiorno, ciao Mirella. Prego. Ciao. Sono una signora di 67 anni, tanto per dire. E sono molto sensibile all'argomento di cui state parlando adesso, cioè l'inquinamento e il verde. Da quando ero piccola, forse perché sono nata qui a Treviso, in campagna, adesso non c'è campagna, ce n'è poca, e volevo dirvi che due cose. Prima di tutto che, diciamo, io ho fatto perfino mail ai sindaci, ho scritto a Lega Ambiente, eccetera, nel mio piccolo, diciamo. Purtroppo sono un po' ammalata, non posso muovermi, partecipare a eventi, eccetera, però firmo tutte le petizioni possibili, immaginabili, praticamente anche per la storia degli aerei, che adesso ci sono i decolli sopra le nostre teste. Io abito ad Osson in particolare, no? Ho fatto mail ai sindaci, ai comuni, eccetera, e ovviamente so che non sono cose semplici, che poi io sono, come dire, non sono nessuno, però sono sensibile a questo argomento perché la storia dei tumori, delle malattie, eccetera, cioè non ci vuole uno scienziato per capire che l'inquinamento ci fa male, cioè non è che bisogna avere una laurea, 10 lauree, insomma. No. E adesso la ULSS 2 manda fuori un questionario a tutti i cittadini chiedendoci appunto il nostro parere, la nostra situazione per via dell'inquinamento, eccetera, eccetera. Ma allora dico, ma sta roba, dico, i politici, i governatori, eccetera, ma possibile che non l'abbiano mai capita? Parlo anche in Italia stessa, diciamo, c'è tanta gente che fa del bene, che aiuta, volontari che fanno per l'ambiente, eccetera, però se io avessi la forza andrei come Greta, andrei in piazza a urlare, perché già qui mi sembra che non si capisca, cioè cementificazione, eccetera, dopo ti dicono costruisci 5 nuovi centri, eccetera, poi mettono, una piccola aiuola verde, sì, vabbè, ma non è sufficiente, insomma, secondo me, scusate E poi, seconda domanda, volevo chiedere alla signora, è vero, io non vorrei mai potare niente, ho un piccolo giardino, pianterei sempre roba. Il punto è che però sono anche pericolosi. Davanti a casa mia è caduto un cedro del Libano anni fa, in mezzo alla strada, non mio, in mezzo alla strada, per fortuna non c'era nessuno sotto. Allora io dico, come si può fare? Perché mi sono posta tante volte questa domanda, anche col giardiniere. Alla fine te li capitozzano tutti, capito? Cioè resta il tronco, poveri, io li chiamo poveri perché sono creature anche loro, quindi non so, come si può fare in alternativa, diciamo, ecco. Grazie cara Graziella, veramente grazie anche della telefonata, devo correre perché però ho forato, ma non importa. Abbiamo trovato i nostri bravi registi, ecco Andrea Basso e Marco, abbiamo trovato l'albero che parlava Laura, eccolo qua, guardate di quello che sta parlando Laura. Veramente una cosa incredibile, guardate la natura cosa riesce a fare, veramente sono opere d'arte, queste sono opere d'arte. Allora come chiudiamo Laura, cosa vuoi dire anche per rispondere alla nostra Graziella? Allora, decisamente, adesso qua il discorso è un po' complesso, nel senso che ci sono alberi a fittone, quindi ci sono alberi più adatti, meno adatti alle nostre realtà. Dovremmo sempre cercare di avere un po' di conoscenza o comunque insomma chiedere a persone informate in maniera che ci diano le risposte più pertinenti, proprio per evitare la situazione che dici, ma anche per riconoscerla prima che accada, semplicemente, insomma, no? Quindi si può identificare un albero che sta male ed è ammalato. Prevenire prima di curare. Certo. Dall'altra la cosa, due inviti, la prima a verificare appunto, lo vedete insomma nei social, c'è il crowdfunding che è partito di Fare Natura, Aula a cielo aperto, Ginger, la piattaforma, aiutateci ad arrivare a poter avere quest'aula a cielo aperto e far contenti i bambini che abbiamo visto ci chiedono. Dall'altra c'è il 5 per 1000, anche questo su Fare Natura adesso è il periodo, si può fare identificando
questa realtà che ne ha bisogno, anche perché gli animali mangiano e abbiamo bisogno proprio fisicamente e materialmente di qualcuno. 5 per 1000 che se ci dessero tutto magari sarebbe anche meglio, Poi chissà quante speriamo cose nella si regione, potrebbe fare. come dicevi tu, che ci dia qualche aiuto e anche nei comuni che ci diano una mano, e venite a trovarci, vero Simona? Grazie. Simona Briganti, un saluto veloce. Un saluto, grazie a Laura della sintesi, veniteci a trovare, vi aspettiamo, per imparare dalla natura, perché dalla natura impariamo, secondo me abbiamo tante cose da imparare per stare meglio nel mondo. Grazie a Simona Briganti e Laura Pupatto, grazie, pubblicità. Grazie a voi. Un balzo di 18 punti percentuali in più rispetto alle regionali. Anche in provincia di Venezia, il voto sulla proposta di riforma della giustizia del governo Meloni ha fatto registrare un robusto aumento di affluenza alle urne. Sulla riforma costituzionale si è espresso il 62% degli aventi diritto, 4% in più della media nazionale. Alle elezioni regionali ci si era fermati al 44%. E se in Veneto il sì alla riforma ha vinto 58-41, nel veneziano il risultato è stato molto più contenuto, 53-46. Ma soprattutto, ed è il dato più rilevante, c'è un'area che dal capoluogo prosegue per la riviera del Brenta e il Milanese, in cui a vincere è il no. Un'area che vede proprio nel comune di Venezia la bocciatura più forte della riforma governativa. 55% al no, 44% al sì, più di 10 punti di distacco, una forbice 2 punti sopra la media nazionale. Anche a Spinea ha vinto il no, 53-46. A Mira 52-47, a Milano 51-48. Dolo si è invece spaccata in due, 50,4% per il sì, 49,5% per il no. Diversa la situazione altrove, a partire dai due maggiori centri della provincia. A Chioggia è finita 62-37 per il sì, a San Donà di Piave 57-48. Risultati più in linea col complessivo regionale, per un'approvazione alla proposta del governo che raggiunge il 70% in comuni della costa come Caorle ed Eraclea. Ma Venezia e il suo Interland, che in provincia pesano non poco in termini di popolazione, confermano una tendenza molto diversa, già peraltro preannunciata dalle ultime elezioni regionali, in cui Giovanni Manildo aveva battuto Alberto Stefani al fotofinish in un voto strettamente politico. Questa volta si trattava di modificare la Costituzione e la risposta è stata ancora più netta. Allora ringrazio e saluto Luca Martello, sindaco di Vigonovo, provincia di Venezia. Buongiorno sindaco. Allora, come si è alzato questa mattina? Cosa mi racconta, sindaco, di questo referendum? Come l'ha vissuto? Cosa ne dice? Prego. Allora, attendevamo con curiosità l'esito sia in termini di partecipazione ma anche poi di effettivo risultato. È stato curioso leggere e continuare a leggere tutte le interpretazioni che poi si riescono a dare di questo tipo di referendum, che è un referendum che era impegnativo dal punto di vista della conoscenza del tema, perché molti cittadini in questa occasione si sono approcciati a questo mondo e sicuramente anche in questo senso ha reso qualcosa in termini di utilità, perché tutti conosciamo meglio come funziona il sistema e come continuerà, quindi abbiamo capito, a mantenersi l'assetto di tutto questo mondo legato alla giustizia. Senta sindaco, eppure voi avete il sentore, perché siete quelli che i cittadini fermano, sono quelli che bussano alle porte del comune. Si aspettava un'affluenza così grande. Guardi, io quando sono uscita di casa per andare a votare ho visto che c'era un via vai continuo e ho detto a mio marito: mamma mia, perché non si vedeva nelle altre votazioni? Devo dire la verità. Poi se ti spostavi anche nei paesi vedevi le stesse cose vicino alle scuole. Avevate sentito quest'area di partecipazione, sindaco? Sì, era evidente anche dalle tante iniziative che tutte le forze politiche hanno messo in campo in questa occasione, dove appunto, non essendoci un quorum, tutti erano ed eravamo coinvolti nel conoscere al meglio i temi referendari per poter esprimere, come dire, la propria opinione. Il fatto sì di vedere però, finché si trattava solo di numeri legati all'affluenza, quanto l'affluenza poi avrebbe inciso dall'una o dall'altra parte, era qualcosa che ha reso ancora così più effervescente l'attesa di capire appunto l'esito del risultato, quale sarebbe stato.
Sindaco, una cosa importante è anche capire, qualcuno dice, la vittoria dei cittadini, non è la vittoria della politica. Lei è d'accordo? E diciamo anche da che parte politica sta il sindaco Luca Martello per capire anche le parole che dirà. Prego. Sì. Allora, noi qui a Vigonova, io rappresento una lista civica che si è appunto posta come soluzione, come dire, per amministrare il nostro territorio nella maniera più aperta possibile. Quindi abbiamo, come dire, assecondato tutte le forze che si sono espresse anche in questa fase che ha anticipato il referendum per poter far capire al meglio ai cittadini. Ma centrodestra o centrosinistra lista civica, sindaco? Noi avevamo esattamente a destra il centrodestra e a sinistra il centrosinistra contro, e quindi ci siamo posti, come dire, come civica a tutti gli effetti. Di sicuro no, perché è da capire, è molto chiaro questo. Prego, prego, sindaco. Sì, ciò non significa che non abbiamo delle nostre idee, ma come in questo caso, ad esempio, la libertà per tutti di poter fare una valutazione legata al senso che ha la giustizia, che dal mio punto di vista, volendo esprimere anche la mia di opinione, ritengo che debba essere il più possibile distante dalle strategie e dalle tattiche politiche, okay? Quindi più si riesce a mantenerlo un mondo, un corpo che ci giudica e ci dà la garanzia di giudicare, di essere giudicati nella maniera più imparziale possibile, è sicuramente un elemento che contraddistingue la mia di opinione. Quanto poi questo referendum e questa proposta di modifiche riuscisse a insistere su questo solco o al contrario non rischiasse di portarci su un binario diverso, credo che i cittadini l'abbiano riconosciuto e abbiano votato in questo senso. Allora, sindaco, una cosa invece che noi viviamo tutti i giorni è il problema della sicurezza. Questa sicurezza che veramente ormai i cittadini gridano, pretendono, ma che fa fatica ad arrivare. Abbiamo delle leggi che non garantiscono la sicurezza. Lei cosa ne pensa? Anche in questo la politica dovrebbe battere un colpo. Sono situazioni veramente che imbarazzano la politica, i furti, le truffe. Con che armi può difendersi il cittadino? L'unica arma è quella di dire al sindaco voglio più sicurezza, ma anche voi non mi sembra che abbiate queste armi per combattere i numeri che abbiamo di insicurezza. Non sei più sicuro quando esci, non sei più sicuro quando sei a casa, non sei più sicuro da un'altra parte. Ecco, secondo lei la politica cosa dovrebbe fare? Perché è là che si muove il tutto, bisogna avere delle leggi veramente, la certezza della pena che da anni se ne parla ma che non arriva. Prego. Allora, servono gli strumenti. Quello che possiamo mettere in campo noi come sindaci e come responsabili anche della sicurezza sono gli strumenti, e al giorno d'oggi la videosorveglianza in primis è uno strumento di cui bisogna riuscire, come dire, a dotare i nostri territori, implementare e mettere in rete tra diversi comuni con tutte le forze dell'ordine, e su questo c'è molto margine di miglioramento e di sicuro mancano le norme che ci tutelino, che ci mettano nelle condizioni di poter rendere una rete, in questo caso di videosorveglianza, condivisa il più possibile con tutte le forze dell'ordine. E in questo forse sì, la politica che esprime anche il potere appunto di legiferare dovrebbe in qualche modo aiutarci un po' di più, perché tra privacy e trasparenza si insinua poi il rischio che le mani si trovino legate da parte di tutti. Ciò non significa voler invadere come dire, la privacy dei cittadini, ma riuscire a rispondere sul tema della sicurezza significa anche poter entrare nei contesti in cui certi fatti avvengono. Io quello che mi permetto di aggiungere è l'attenzione che dobbiamo avere noi come amministratori locali, in particolare a non trasformare il tema della sicurezza in una battaglia come dire, di racconto in termini di sicurezza percepita. Ai cittadini bisogna raccontare la verità, non bisogna far credere che certe cose esistono anche quando non esistono, o viceversa, bisogna saperle raccontare nel modo giusto quando vengono messe in campo, capendo anche i limiti che ci sono e i margini di miglioramento su cui ha senso insistere e investire. Con la nostra polizia locale, assieme agli altri 3 comuni di cui siamo parte di una
Ad esempio con 90 Padovana, Stra e Saonara abbiamo una convenzione per la polizia locale e stiamo mettendo in campo proprio la videosorveglianza partecipata, quindi la possibilità per i cittadini di implementare in aree anche pubbliche con investimenti diretti di quartieri, di cittadini, la possibilità di mettere a disposizione telecamere e mettere a disposizione della rete di videosorveglianza dei nostri comuni. Un modo per dare una risposta a chi eventualmente volesse anche investire in questo senso, sapendo che è un investimento che poi ricade per sé e per i cittadini che con noi vivono certi quartieri o certi territori. Non le sembra che forse anche i soldi del PNRR avrebbero dovuto essere investiti in quello che lei sta dicendo, un problema di sicurezza, un problema che veramente i cittadini sentono tantissimo? Ieri avevo, come lei ha citato adesso, il sindaco Bano, Marcello Bano, di 90 Padovana, dove lui spiegava anche l'investimento, che poi è anche un risparmio, su questi lampioni che quando tu passi si accendono oppure si spengono. Sono investimenti per la sicurezza questi. Non le sembra che forse è quello che vuole il cittadino, proprio questo, investire nella propria sicurezza, e se fa questo poi il sindaco viene anche premiato perché viene rieletto? Le sembra che forse il problema sicurezza da parte di quella politica che dovrebbe veramente aiutarvi a investire in questo, perché la salute pubblica e la sicurezza penso che dovrebbero essere ai primi posti. Io la vedo un po' lontana, siete quelli che hanno meno risorse, seppur non fate parte di cerchi magici, allora qualche soldo in più arriva, lei sorride, ma è così inutile che ce la giriamo, però questo non va bene. Io non devo essere fortunato ad avere quel sindaco perché è ma devo avere quello che mi aspetta di diritto perché pago le tasse, l'investimento per la mia sicurezza. Prego. No, Mirella, sorrido semplicemente perché sfonda una porta molto aperta con me. Non mi piace sentire parlare di filiera anche quando si parla di politica, come se ci fossero amministrazioni e comuni o province o regioni che siano a poter, come dire, aver riconosciuto qualcosa in più rispetto ad altre solo perché ci sono delle appartenenze che scendono dall'alto e poi si ripercuotono fino al basso. Le esigenze dei cittadini sono tutte uguali e vanno rispettate tutte, e l'impegno di tutti deve essere, come dire, costante e massimo. Proprio con Marcello Bano, sindaco appunto di 90 Padovana, nostro comune contermine, con cui appunto condividiamo la convenzione di polizia locale, siamo costantemente impegnati proprio nel cercare soluzioni anche moderne come quella a cui accennavo prima, affinché la sicurezza non sia solo percepita ma sia una sicurezza reale, proprio perché, e lo riscontriamo tutti i giorni. Io per esempio posso essere testimone del fatto che gli investimenti del Ministero dell'Interno sono stati per noi una manna, perché grazie proprio a un bando ministeriale con la nostra prefettura di Venezia siamo riusciti a far atterrare anche a Vigonovo un sistema di videosorveglianza moderno che altrimenti da soli con le nostre forze non saremmo riusciti a fare. Questo per dire anche che poi l'interazione delle nostre polizie locali con i carabinieri o con la polizia e con la Guardia di Finanza è costante, si rivolgono proprio a noi poi opportunamente le caserme dei carabinieri per riuscire ad avere confronti, contatti e materiale su cui poter puntare, come dire, il loro lavoro in termini investigativi. Quindi io credo che quello che manchi davvero sia un sistema che metta insieme appunto i comuni, le province, le forze dell'ordine in un quadro complessivo che abbia una regia, come dire, superiore e che metta noi nelle condizioni appunto di poter rendere disponibile tutto questo materiale a tutti. Sindaco Brugnaro, nostro sindaco metropolitano della provincia, appunto città metropolitana di Venezia, ha in questo senso lanciato una sfida a tutti noi sindaci metropolitani per iniziare a costruire insieme una rete totale della provincia di Venezia, in cui dal control room di Venezia a Marghera c'è la possibilità effettivamente di poter vedere in tempo reale tutto ciò che avviene mediante i nostri sistemi di videosorveglianza su tutta la provincia. Credo che in questo senso sia stato lungimirante e come al solito si sia, come dire, contraddistinto per praticità e pragmaticità, e per questo noi siamo stati ben lieti di rispondere al suo invito.
Vede, Sindaco, il problema è che anche voi sindaci siete stati molto divisi quando è stato proposto l'unione appunto dei comuni, perché veramente era il sindaco che doveva spiegare l'unione o la fusione. Io ho avuto sindaci molto contrari, devo dire la verità. Altri invece che dicono è sbagliato, dobbiamo unire le forze. Allora capisce che il cittadino già fa fatica a capire, però se sono temi che lo riguardano, come abbiamo visto su questo referendum, ecco, lui vuole dire quello che pensa. Io penso che se fosse stato spiegato molto bene da tutti, parlo in generale, i sindaci, l'importanza dell'unione o della fusione dei comuni, cosa avrebbe portato per quel comune, per quel cittadino, forse le cose sarebbero andate molto diversamente. C'è chi l'ha fatto, ma c'è che proprio chi non l'ha fatto. Io ancora oggi ho sindaci che non ne vogliono sentir parlare, perché per una questione di identità. Lei cosa direbbe a questi colleghi, Sindaco? Allora, le unioni dei comuni sono enti a tutti gli effetti di secondo livello, quindi significa non fondere il comune, ma di fatto condividere in unione proprio assieme ad altri enti determinati servizi. È stato qualcosa che partì all'epoca e che effettivamente ha trovato degli scogli legati proprio anche poi a tematiche relative al personale dei comuni e non solo appunto ai campanilismi. Quello che noi comunque riteniamo, come dire, di testimoniare in qualche modo, perché la nostra convenzione, ad esempio, in cui i 4 enti hanno mantenuto la propria autonomia, la convenzione ci consente di mettere però insieme il servizio, in questo caso di polizia locale, visto che di questo parliamo, tra 2 comuni della Riviera del Brenta, tra 2 comuni della provincia di Padova e 2 comuni della provincia di Venezia, quindi varcando un po' anche quei confini che a volte rischiano di essere altrettanto divisivi, e proprio cercando di far capire ai cittadini che poter chiamare i vigili del comune accanto e avere le stesse risposte che avrebbero chiamando i vigili del comune in cui si risiede significa fare un'economia di scala sia in termini di ore lavoro, quindi di disponibilità di agenti, ma anche proprio di mezzi. Quindi comprare un mezzo in 4 e non comprare 4 mezzi significa ragionare in un'ottica per cui certe spese che possono essere condivise divengono di fatto a tutti gli effetti un risparmio. Sul tema delle fusioni e in qualche modo però anche delle unioni bisogna riconoscere che sono molto incentivate anche dal punto di vista economico. Io sono favorevole alle fusioni dei comuni, più forse che alle unioni, e credo che oltre agli incentivi economici che sono sul piatto da parte dello Stato, ecco, sia necessario prima riuscire a capire, a far capire e a condividere assieme ai cittadini i benefici che si possono trarre da un campanilismo che probabilmente al giorno d'oggi può essere superato considerando i vantaggi che se ne possono trarre appunto in termini di efficienza dei nostri enti, che sono soggetti sempre più a tagli purtroppo, perché è difficile. Sentivo prima la bellissima testimonianza del parco Fare Natura di Montebelluna e penso a quanto anche su questi temi qui riuscire a far squadra tra enti possa divenire di fatto un modo per rispondere alle esigenze dei cittadini in termini proprio di natura e di disponibilità di spazi in cui poterla vivere molto più efficaci di quanto magari da soli non si riesca a fare. Siamo fuori di dubbio, questo è una volontà politica, questa, Sindaco, non c'è niente da fare, bisogna vedere dove si andrà a parare. Ecco, adesso sentivo anche da Laura Puppato, che di sicuro non è di destra, che apprezza molto questo nuovo presidente della regione, Alberto Stefani, perché si è posto, ecco, in maniera anche veramente molto, molto chiara: non voglio polemiche, bisogna essere vicino alle persone e adesso vedremo cosa succederà, è un buon inizio. Allora andiamo a vedere invece, parlando di sicurezza, questo braccialetto elettronico a Vigonovo. Pedinamenti, telefonate insistenti e comportamenti aggressivi che in un'occasione avevano portato anche a ferire 2 persone. Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all'ex compagna per un 53enne di Vigonovo accusato di atti persecutori. Per lui il GIP di Venezia ha disposto anche il divieto di dimora nel comune. Le indagini sono partite dopo un'aggressione avvenuta lo scorso agosto in un locale pubblico. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, che non avrebbe accettato la fine della relazione durata fino al 2021 e dalla quale
quale è nata una bambina, avrebbe così iniziato a seguire la donna e a minacciarla. Le condotte, andate avanti per anni, avrebbero provocato nella vittima un forte stato d'ansia e un cambiamento delle sue abitudini di vita, tutti elementi che saranno valutati dal giudice in fase di giudizio. Nessun fermo almeno per ora, ma potrebbe scattare un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, per Thomas, il 21enne di Vigonovo, autore del violento pestaggio al Bar Canova. Il giovane resta ricoverato in psichiatria a Dolo dopo una nuova crisi, durante la quale ha ferito lievemente al volto un carabiniere intervenuto con una pattuglia allertata dai residenti. 2 giorni prima aveva massacrato senza motivo apparente, ma in preda ad un raptus per l'uso prolungato di sostanze stupefacenti, Ivan Panizzolo, 53 anni, colpendolo con un piede di porco e causandogli ferite giudicate gravi con 25 giorni di prognosi. Un'escalation di violenza che ha sconvolto il paese. La nonna dell'aggressore chiede scusa pubblicamente alla comunità e alla vittima. Le sue parole: mi conoscono nel paese, io ringrazio tutti quelli del paese, mi scuso con il paese, sono dispiaciuta ma non sono queste le parole che posso definire, perché non ci sono veramente scuse su questo. Se mio nipote ha fatto questo, pagherà. Allora, Sindaco, mi ha fatto molto piacere averla ospite, perché qui non stiamo parlando di Maranza o di baby gang, stiamo parlando di persone che avrebbero bisogno di cure sanitarie molto importanti, stiamo parlando di salute mentale. Allora noi non possiamo uscire di casa perché le strutture non sono adeguate, perché non riusciamo a farli entrare in queste strutture per essere curati. Questa nonna poveretta che si scusa pubblicamente, ma cosa può fare questa nonna da sola con questo ragazzo? Non le sembra che anche questa sia una partita che dobbiamo giocarci, che è la salute mentale? Perché sennò non ne andiamo mica fuori, perché ci diciamo sempre mancano i fondi, mancano i fondi. Ad esempio le case di comunità, se non dovessero funzionare come si è previsto, magari fare cambio uso destinazione, però poi siamo sempre là, il personale dove lo troviamo? Cosa ne pensa, Sindaco? Penso che effettivamente investimenti col PNRR dal punto di vista delle strutture ci siano stati e vedremo a giugno appunto che è il termine tutte queste nuove strutture. Poi però quello che si tratterà di fare è di riempirle di personale che attualmente effettivamente manca. Le ragioni per cui manchi questo personale sono sul tavolo di chi appunto se ne occupa direttamente. Noi come primi cittadini, proprio come esempi anche come questi che sono stati opportunamente qui riportati, raccogliamo nel territorio tutte queste criticità e le portiamo poi nelle conferenze dei sindaci e in tutti quei contesti in cui possiamo, come dire, testimoniarlo. Però confermo anch'io che trattare, come dire, episodi come questi come problemi di sicurezza per chi li subisce è corretto ed è quello anche un nostro compito, ma è altrettanto un nostro compito prenderci cura, cercare di far sì che i professionisti, come dire, che sono attrezzati per potersi prendere cura di persone che hanno dei disagi siano effettivamente nelle condizioni di poterlo fare, perché altrimenti poi i risultati e gli effetti sono questi che purtroppo registriamo a Vigonovo come in tanti, se non tutti, i comuni delle nostre zone. Quindi il mio in qualche modo vuole essere anche un appello in questo senso, perché le forze, come dire, che un primo cittadino, un comune, un ente comunale insomma può mettere in campo sono quelle di un piccolo comune, ma non siamo né un ospedale né un tribunale, ci troviamo però poi a dover appunto dar risposte ai cittadini che il più delle volte ci vedono anche, come dire, in difficoltà, in affanno, perché anche noi dobbiamo cercare di trovare, di inventarci soluzioni che a volte non esistono. E questo ci mette un poco in difficoltà, proprio perché rischia di essere svilita anche la fiducia poi dei cittadini verso le pubbliche amministrazioni. Ciò non significa che siamo arresi, che ci sia una resa da parte nostra, no, continuiamo, e occasioni come queste in cui si può testimoniare questo bisogno non possiamo perderle, per questo la colgo anch'io e rilancio in questo senso. Allora Sindaco, ormai il tempo è terminato, come vuole salutarci? Ecco, con quale saluto? Si avvicina la Pasqua, cerchiamo di essere ottimisti, cosa vuole che le dica, Sindaco? Perché veramente, sennò, veramente è una valle di lacrime. Prego, Sindaco.
Io vi saluto ricordando che a Vigonovo sabato scorso abbiamo consegnato 400 alberi, ecco. Okay, 400 nuovi alberi che sono stati appunto opera di un'iniziativa regionale a cui tanti concittadini hanno aderito, rispondendo appunto e prendendo spunto dall'A che ho ascoltato volentieri prima sul bisogno di rispondere in termini di ambiente e di natura, e soprattutto in termini di sicurezza. Invito a quanti siano in zona sabato mattina a venirci a trovare, perché inaugureremo i nostri nuovi spazi della polizia locale e dell'ufficio anagrafe, dove effettivamente sono attivi i nostri nuovi sistemi di videosorveglianza e quello che io chiamo essere il server della nostra democrazia, che è l'ufficio anagrafe e Stato civile. Grazie, veramente grazie di essere stato con noi a Luca Martello, sindaco di Vigonovo in provincia di Venezia. Complimenti sindaco, e sempre avanti, che non si sbaglia mai. Grazie, grazie. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato anche oggi. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Treviso per un caso drammatico. Iniziamo proprio bene l'autunno. Entriamo in casa di Manuela. Eccola qua. Ciao Manuela. Ciao cara. Ciao. Ciao Manu. Ferma. Tranquilla. No. Dai. Allora, cari telespettatori, è un caso drammatico, purtroppo. Manuela, voi la conoscete già, l'abbiamo già aiutata. Manuela ha avuto un ictus molto importante, è stata operata 2 volte e non ce la fa. Come va? Ciao, sto cercando di guarire. Stai cercando di guarire? Ce la stai mettendo tutta però? Sì, però ci vuole tanto tempo. Noi aspettiamo. Ma ce la farà. In 2 anni penso di tornare quasi normale. Brava, perché ci sono anche 2 ragazzi che hanno bisogno di te. È un giusto? percorso lungo, ma ce la farò. Certo che ce la farai. Dentro di te c'è un'altra Manuela che sta cercando con tutte le sue forze di venirne fuori. Però è una fortuna che è una bravissima mamma e 2 bellissimi ragazzi. Ho 2 bravi ragazzi, sì, che mi sono stata tanti vicini quando stavo male. Sì, sono stati tanto vicini quando stavi male, sì. Vero Emanuela? E questo è molto importante. Sì. Ascolta Emanuela, indipendentemente da questo momento brutto che stai passando, tu sai che la vita però è anche un'altra cosa. La vita è fatta anche di sorrisi, di speranza, è fatta di solidarietà. Secondo te, che l'hai provata, se non ci fosse questo mondo, come andrebbe? A rotoli. A rotoli. Bisogna darsi una mano quando le persone stanno male in tutti i sensi, bisogna essere uniti perché l'unione fa la forza, se no non si va avanti. Io devo anche ringraziare tanto gli infermieri che sono miei colleghi, che mi hanno aiutato tanto in ospedale, la terapia intensiva e anche la medicina riabilitativa, sono stati bravissimi con me, se non ci fossero stati anche loro che mi hanno dato la forza di reagire, ma comunque bisogna sempre aiutarsi nelle difficoltà. Manuela è economicamente presa malissimo, però bisogna stare vicino a queste persone perché purtroppo la crisi ha attanagliato un po' tutto. Ma è difficile con 2 figli, non ce la fai perché costa tutto troppo. E poi i ragazzi hanno delle esigenze per lo studio, non puoi lasciarli da soli, devi portare avanti le loro prospettive, se no restano fermi, non crescono. Tutti insieme possiamo farcela perché Manuela superi questo delicato momento. Ecco Manuela, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Noi sai che quando tu mi chiami noi ci siamo, abbiamo portato anche la spesa a Manuela, in maniera che così per questa settimana andiamo avanti. Cosa vuoi dire Manuela alla grande famiglia di Rete Veneta? Vi ringrazio tanto perché con questi soldini io purtroppo col discorso che mi hanno pignorato lo stipendio, oltre al problema di salute, ho un sacco di bollette arretrate e le devo pagare prima che arrivi il finimondo. Quindi è bene chiudere tutto così almeno posso dormire tranquilla e non avere altri pensieri oltre che quelli della salute, anche dei debiti. Bisogna avere, per guarire bisogna avere il cervello che è libero da problemi, se no non si va avanti.